Se si chiede ad un politico qual è secondo lui il lavoro più bello, molti risponderanno il sindaco, e non sembra essere una risposta di comodo, ma piuttosto un'aspirazione vera e propria. Meglio la vicinanza con i cittadini, il contatto con il territorio, piuttosto che la bagarre del Parlamento, meglio agire sul proprio comune, su cose concrete, che dibattere per ore dalle poltrone di Montecitorio del Senato. Oggi più che mai, in questo periodo di crisi e difficoltà economica, il loro ruolo sta assumendo ancora più importanza, e un assaggio di quanto siano in grado di fare i primi cittadini lo abbiamo visto in Veneto l'anno scorso durante i difficilissimi giorni dell'alluvione. Protagonisti in prima linea ad affrontare l'emergenza con le mani e le scarpe sporche di fango, ma anche a sostenere i concittadini, a battersi per i rimborsi, per le opere di ripristino degli argini e del territorio colpito. Un lavoro che non è ancora finito, perché proprio in questi giorni si è riaccesa la rabbia degli alluvionati per i preziari inadeguati stabiliti per i rimborsi. E poi la rivolta contro la manovra del governo, il taglio dei trasferimenti agli enti locali. Così i sindaci si sono organizzati promuovendo iniziative in tutto il territorio nazionale, con il momento clou alla manifestazione di Milano, dove ha sfilato un corteo di circa 2000 sindaci per dire no ai tagli agli enti locali contenuti nella manovra economica del governo. Una mobilitazione trasversale che ha visto fianco a fianco sindaci di tutti i colori politici, che condividevano evidentemente il medesimo obiettivo, e cioè non far pagare ai cittadini il prezzo altissimo dei tagli, mandando contemporaneamente anche un segnale forte ai politici romani sempre più distanti dalle problematiche del territorio. Siamo noi la riscossa dell'Italia, siamo noi. È stato questo lo slogan che ha accompagnato i sindaci che manifestavano a Milano. Come dire, la vera politica si fa nei comuni, e da qui che può ripartire il nostro paese. Buonasera e bentrovati a TV7 Match. Avete già visto l'argomento di questa serata, sindaci, la vera politica, la parte ancora sana della politica italiana. Ne parleremo questa sera nella nostra trasmissione con le vostre telefonate da casa. Vi terremo anche informati del satellite che sta cadendo a nord-est e vi diremo tramite l'Elisabetta e la protezione civile com'è la situazione. Dicono tutti che dovete rimanere in casa, staremo a vedere quello che succederà, però sicuramente vi terremo informati di quello che accadrà. Allora inizio a presentare gli ospiti. Saluto il professor Ermanno Case, grazie al nostro editore, grazie di essere con noi. Un gradito ritorno a Lino Ravazzolo, sindaco di Teolo, buonasera. Saluto Jacopo Silva, presidente dei Giovani Imprenditori, buonasera. Saluto Marcello Mezzasalma, lo vedo tante altre volte per altre questioni, è sindaco di Fontanivo. Questa sera invece siamo qui per parlare di qualcosa di più importante, uso questo termine, giusto o no Marcello? Certo. Buonasera. Saluto Diego Marchioro, che è il sindaco di Torre Quartesolo e consigliere dell'ANCI. Buonasera. Saluto il sindaco di Galzignano Riccardo Roman. Roman o Roman? Roman. Roman, non c'è l'accento però sulla A. Non c'è, ma facciamo finta che ci sia. Facciamo finta che ci sia. E attendiamo Enrico Rinuccini, il sindaco di Ponte San Nicolò, che arriverà, ci raggiungerà tra pochissimo. Prima di iniziare a chiacchierare con i sindaci, volevo subito parlare con l'editore professor Ermanno Case. Vedo per la prima volta nella storia, io sono più giovane, magari no, mica tanto più giovane di voi, ma ero un po' più giovane, però vedo per la prima volta tutti i sindaci di tutti i colori partitici che si uniscono, addirittura un sindaco di destra con quello della Lega. Se faccio un paragone, Zanonato a Padova assieme ad Alemanno e assieme a Tosi sta facendo un complotto, uso questo termine magari improprio, per difendere la propria identità. Come mai? C'è una rivoluzione, professor Manno? C'è sicuramente una rivoluzione che è determinata dal momento storico, dal momento economico e finanziario, ma soprattutto diciamo che questo è il momento dove i sindaci devono approfittare per mettere in luce le loro capacità e la loro funzione. Diciamo che nell'immaginario politico della gente il sindaco era visto come una figura politica di serie B. Oggi, proprio per questo motivo, emerge quello che è la vera funzione del sindaco, che ha sempre fatto, però è sempre stato messo da parte. La grande politica è stata fatta dai grandi partiti, dai grandi leader, e il sindaco invece era, diciamo, la cenerentola della politica, ma era la sostanza del paese. Oggi sono costretti ad emergere ed è giusto approfittare di questo momento per far vedere cosa fanno i sindaci. È vero. Saluto Elisabetta Corazza, buonasera Elisabetta. Buonasera Giorgio, non mi sono dimenticato del tutto, hai visto,
e ai telespettatori, a cui ricordo i numeri per interagire con noi, possono chiamarci allo 049 80 777 53, oppure se vogliono mandarci degli sms possono farlo al 345 33 41 171. Satellite come è messo? Il satellite, l'ultimo bollettino conferma che c'è un'unica fascia oraria di interesse per l'Italia, che è quella tra le 3:34 e le 4:12 del 24 settembre. Conferma che le province interessate sono quelle autonome di Trento e Bolzano, tutte le province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, in più Brescia e Sondrio per la Lombardia. Ecco, vabbè, stiamo molto attenti, se hai novità ce le rendi, ce le fai conoscere anche a noi. Ma sono arrabbiato con tutti voi sindaci e vi spiego il perché sono arrabbiato. Avete una montagna di soldi in banca, ne avete tutti, Fontaniva deve avere 3 milioni e mezzo di euro, 4 milioni di euro lì, e non li spendete. Sì. Cioè, non li spendete, vi rendete conto, avete tanti di quei soldi e non li spendete. Spiegatemi il perché, o spiegatelo alla gente il perché. Io ti ringrazio per l'occasione che mi dai, è una cosa che ormai continuo a dire, l'ho scritta anche nel bollettino, cercheremo anche di fare delle riunioni per spiegare alle persone come mai noi non possiamo spendere nulla pur avendo a disposizione parecchi soldi nostri. Quindi noi abbiamo in banca circa 3 milioni e 400 mila euro fermi e non possiamo pagare le opere pubbliche, perché gli obiettivi che ci vengono posti da quello scellerato patto di stabilità ci impongono di non spendere, di non pagare, quindi siamo noi anche la prima causa di problematiche alle aziende, perché le aziende naturalmente vincono gli appalti e poi si trovano di fronte a dei comuni che per cercare con dei voli pindarici di rispettare questo patto non pagano e bloccano i pagamenti. Ad esempio noi abbiamo bloccati circa a marzo pur avendo i soldi. Dovremo mandare in avanzo di amministrazione più di 1 milione di euro presumibilmente ad oggi. E questo è veramente aberrante perché noi non possiamo quasi più chiudere una buca per strada pur essendo ricchi, pur essendo virtuosi. E questo è difficile da spiegare alla gente comune. Perché È spiegabile. È spiegabile, è difficile spiegarlo solo perché noi Non dico è inspiegabile. No. È inspiegabile perché sono dei meccanismi che non tengono conto delle situazioni soggettive, fanno dei parametri oggettivi che dovrebbero valere per tutti, ma poi non vanno a considerare quelle che sono anche le peculiarità di chi è virtuoso e chi invece non lo è. Ad esempio Fontaniva è un comune con circa 8.400 abitanti, noi abbiamo 31 dipendenti. Prima sentivo per radio, senza fare il nome per non fare pubblicità, che c'era un comune che aveva 980 abitanti con 100 dipendenti. Cioè ci sono delle cose, delle sperequazioni che non sono ragionevoli, però non è possibile che paghino i comuni che si sono comportati bene. E dico che fare il sindaco in questo momento è veramente molto difficile. Ne parlavo prima nell'atrio con i colleghi. Chi sta finendo comincia quasi per la prima volta, perché eravamo tutti orgogliosi di riprovarci, di continuare ad essere sollevato, perché siamo continuamente obbligati a dire alle persone: guarda, mi dispiace, non posso, non possiamo fare questo. Addirittura dove ci sono i problemi tipo per le manutenzioni, per cui non abbiamo fondi nel bilancio proprio perché sono bloccati da questo patto di stabilità, dobbiamo mettere i cartelli indicando il pericolo generico, cioè siamo arrivati a questo. Io ritengo che non sia questo il modo di fare quadrare i conti e soprattutto io ritengo che non sia giusto che si cerchi di scaricare su di noi sindaci, l'ultimo anello diciamo della catena politica, l'obbligo di imporre nuove tasse. Se questo è il federalismo che qualcuno ci ha prospettato, io credo che non piaccia a nessuno. Marchioro? Allora, io devo dire questo, che è inspiegabile se non diciamo che i nostri soldi, i soldi dei comuni, sono depositati in tesoreria unica. Anche a Torre Quartisolo avete soldi in banca. Diciamo, ne abbiamo un po' di meno di Fontaniva, probabilmente abbiamo fatto investimenti maggiori nel passato e quindi adesso Però quantifichiamo intanto più o meno quanti sono, insomma. Noi abbiamo circa 1.400.000 euro. Però, dicevo, questi soldi sono per la maggior parte depositati in tesoreria unica, quindi noi facciamo da banca allo Stato in pratica. Questo, il patto di stabilità non si spiega se non si capisce che i soldi che noi dobbiamo per forza trattenere sono depositati in cassa dello Stato, quindi facciamo da banca allo Stato e quindi la spiegazione è solo questa. Ah beh, sicuro. Posso No, aspetta, faccio domanda? c'è Giro. Certo. Jacopo, ho capito che sei fremi già. No, ma... Roman, Beh, anche lì quanti soldi avete, Calcinaro? No, io sono un privilegiato, non ho il patto di stabilità perché noi siamo piccoli. Ah, siamo giusto, siete un paese piccolo. Siamo sotto i 5.000 abitanti, non soffriamo questo ulteriore... Quindi, può spendere lei, giusto? Alla grande. I soldi che non ci sono però. Perché io ho un altro problema, che con la riduzione dei trasferimenti, che è stata costante in questi anni, noi ci troviamo con le pezze a sedere, nel senso che noi di soldi non ne abbiamo, proprio perché siamo piccoli,
avremo una maggiore necessità di essere sostenuti e di essere aiutati, e invece la continua emorragia di risorse che da Roma ci hanno prosciugato di anno in anno, alla fine ci ha portato nella situazione in cui noi dobbiamo iniziare a tagliare mano a mano tutti i servizi essenziali. Io ho da un anno ormai iniziato a tenere acceso un lampione sì, un lampione no, per risparmiare sulla corrente elettrica, ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? Vuol dire, qua veramente la situazione sarebbe ridicola se non fosse drammatica, nel senso che ci hanno raccontato che qualcuno si stava occupando di migliorare e sistemare l'Italia per fare in modo che tutte le energie migliori venissero valorizzate. Benissimo, noi siamo sindaci di comuni virtuosi, come diceva giustamente Marcello, siamo sindaci di comuni che hanno pochi dipendenti, che spendono il minimo indispensabile per dare il massimo dei servizi. Beh, veniamo trattati allo stesso identico modo di comuni che ci sono, purtroppo, e nei quali la spesa è ancora altissima, nei quali il numero di dipendenti è spropositato, ma la cosa più bella di tutte è questa, che in questi anni, io sono sindaco dal 2003, ma negli ultimi anni c'è stato proprio il tema della spesa, no? Bene, negli ultimi anni l'unica istituzione che ha ridotto a livello nazionale, nonostante questi sprechi, ha ridotto la propria spesa è stato proprio l'ente locale comune. La spesa pubblica nazionale è aumentata. Qualcuno mi deve spiegare da dove sono usciti questi soldi. Chi sono quelli che li buttano via questi soldi? Perché continuano a accanirsi su di noi, ma mi dovrebbero spiegare chi sono quelli che li sprecano questi soldi. Visto che noi abbiamo risparmiato, visto che l'ANCI ci ha dato i dati e i comuni sono gli unici ad aver ridotto la propria spesa pubblica in questi anni, eppure la spesa pubblica è aumentata, qua c'è qualcosa che non funziona e c'è qualcuno che non ci racconta la verità. Io guardo, ho invitato i sindaci di piccoli paesi proprio per spiegare le problematiche, perché la gente lo capisca. Volevo invitare anche degli onorevoli, come vengono spesso in questa trasmissione, per avere anche un confronto, però era giusto stasera dare spazio a voi per spiegare le problematiche. Noi le riporteremo ai signori politici. Ogni volta che vengono qui, assieme al mio editore, diciamo sì, parlate tanto bene, perché loro ci dicono la politica dice, ma la politica siete voi, quindi fate qualcosa anche per questa politica. Ma dicono, c'ho tanti bla bla bla, e mi piace poi che i sindaci siano i primi in maniera corretta di essere di quelli che dimostrano un altro. No, noi ci sbattiamo la faccia tutti i giorni è vero, di fronte e la gente si arrabbia con noi. Ravazzolo, quanti soldi avete? Noi, il mio comune, il comune di Teolo, è un comune di 9.000 abitanti, abbiamo 4 milioni e 2 fermi in tesoreria. Faccio una battuta per drammatizzare, pensateli un po' Galzignano. Ma infatti questa è la realtà, i comuni sotto i 5.000 abitanti non hanno il patto di stabilità ma non hanno le risorse. Noi che siamo oltre i 5.000 generalmente abbiamo un po' più di risorse ma siamo stati bloccati dal patto e facciamo avanzi a 500-600 mila euro all'anno. Più riceviamo magari dei contributi per fare opere di investimento. Attenzione, questi soldi non sono spesa soldi correnti per fare la sagra del Rospo, sono per fare opere di investimento, piste ciclabili, infrastrutture eccetera, quindi andremo a fare interventi che arricchiscono il patrimonio. Però si parlava di comuni virtuosi, perché poi dicono sì ma voi vi lamentate sempre però non siete in grado. Io loro do dei numeri perché i numeri sono oggettivi. Su un bilancio, la rigidità di un bilancio da cos'è determinata? Qui abbiamo un esimio e autorevole rappresentante della Confindustria, dalla rigidità della spesa del personale e dall'indebitamento che un ente ha. Allora, il mio comune ha un indebitamento, cioè paghiamo per rate di interessi il 2,50 della spesa corrente. Era il 5 anni fa e la soglia che impone lo Stato è il 15, quando sappiamo che il comune di Pozzuoli ha il 90% di rigidità della spesa. Il personale, l'ottimale sarebbe stare sotto il 35%, la media regionale è il 32% della spesa corrente per dire siete bravi e virtuosi. Io sono sceso sotto il 25%, cioè cosa devo fare per dimostrare che è un comune virtuoso? Professor Manocasi. Ma c'è un altro aspetto che forse va chiarito ai telespettatori, perché sembrerebbe che questi sindaci avessero i soldi in banca e non li possono spendere e non possono tirarli fuori perché non glieli danno. In realtà questi soldi sono nella tesoreria unica, cioè ce l'ha lo Stato. Chi garantisce che al momento in cui si sbloccano ci siano ancora? Io credo che non ci saranno più, perché per fare questa manovra e per tamponare quella manovra che non è stata fatta, perché il problema è che la manovra non è compiuta e prima della prossima manovra ce ne sarà una, quindi entro la fine dell'anno ce ne saranno 2, e lo Stato deve avere i soldi, deve avere liquidità, e la liquidità l'ha fatta sulla schiena dei sindaci che sono virtuosi, perché stranamente
quei comuni che hanno speso di più sono stati avvantaggiati. È chiarissimo il ragionamento, credo che il professore abbia inquadrato in maniera perfetta il vero argomento. Ma poi il problema è questo, come dice il professore Manocase, ma questi soldi poi, se lo Stato è messo male e loro ne hanno bisogno, ve li daranno? No, non è un problema di Galzignano. No. Però è un problema anche delle aziende, non solo che vivono anche Galzignano. Nel senso che se questi comuni non possono pagare... Sto scherzando con lei perché l'ho visto un po' più arrabbiato degli altri. No, ma io sono molto arrabbiato. No, stavo dicendo poi... No, che il problema poi si trasferisce sulla società civile, perché non è solo noi siamo i sindaci, perfetto, ma non è che siamo un soggetto, come dire, impermeabile, siamo un soggetto di collegamento con la società civile e come si diceva giustamente prima, credo l'abbia detto proprio Marcello, se loro non possono spenderli questi soldi e magari qualcuno tra l'altro se li ha già portati via e li ha usati a fare qualcos'altro, le imprese non lavorano. E se le imprese non lavorano, la gente non porta a casa lo stipendio, se la gente non porta a casa lo stipendio non va a comprare. È come il cane che si sta massacrando un intero sistema economico. Come il cane che si morde la coda, insomma. Certo, non è solo il problema del sindaco che si arrabbia, qua c'è un problema proprio di vita. C'è un problema di vita, un circuito che sta saltando. Ah beh, sicuramente, è vero no, Jacopo? Assolutamente. Io non sono un vostro collega, nel senso che non faccio il sindaco, tra l'altro un lavoro bellissimo che i cittadini, l'abbiamo sentito dire anche in apertura della puntata, sentono molto vicino, però ho qualcosa di simile a voi, anch'io ministro vita concreta tutti i giorni, l'azienda, lavorare, so bene cosa vuol dire, come lo sapete anche voi. Allora mi vorrei permettere di, molto concretamente, fare una precisazione che secondo me va fatta. Si sentono delle parole in queste settimane come fossero i colpevoli e si rischia di sbagliare un po' il bersaglio. Secondo me la colpa non è del patto di stabilità. Il patto di stabilità è una cosa giusta. Se il nostro Paese si è impegnato con l'Europa a sistemare i suoi conti, ben venga che un impegno con il resto del continente finalmente ci abbia costretto a mettere ordine nel caos dei nostri sprechi. Così come la colpa non è neanche di Roma o dello Stato, perché lo Stato è una cosa bella, siamo una collettività, siamo un paese grande e meraviglioso. La colpa è di chi lo gestisce male in questo momento, che è diverso da dire che è colpa del fatto che c'è lo Stato che tiene i vostri conti. C'è qualcuno che governa oggi che invece che fare le grandi riforme ha pensato che fosse più conveniente scaricare il costo politico di responsabilità e di fatica, perché è faticoso fare le riforme, su tutti voi. E ha detto, invece che mettersi la faccia e sistemare quello che non va, lasciamo che sia il sindaco di Fontaniva, quello di Gazignano, quello di Torre di Quartesolo, quello di Teolo a litigare con i suoi cittadini tagliandogli i servizi, perché ha pensato chi amministra il nostro Stato che per lui fosse un po' troppo faticoso. Allora io credo che sia più giusto spiegarle così le cose, se no sembra che sia colpa dell'Europa. No, per fortuna che c'è l'Europa e ci impone di fare ordine, o colpa dello Stato, ma per fortuna che siamo in uno Stato, cosa vorremmo stare in un'anarchia? Ma la colpa mi pare più chiaramente di chi lo sta gestendo molto molto male. Esempio che farei, se le cose in un reparto di un'azienda vanno male, non è colpa del fatto che siamo in un'azienda dove vorremmo essere, sarà colpa del fatto che chi la gestisce sta sbagliando completamente mira. Ecco, io trovo che in queste settimane estive, di fronte all'urgenza che arriva dall'Europa, e l'ha detto bene il professor Casen prima, di riformarci profondamente, perché così non si va più da nessuna parte, e ne faranno le spese le persone comuni giorno per giorno, vedendosi impoverite, ne faranno le spese le aziende, ne faranno le spese i vostri elettori. Aver pensato che l'unica soluzione fosse tagliare la corrente elettrica a Gazignano, la possibilità di investire a Teolo piuttosto che a Fontaniva mi pare una follia. Solo il Titanic forse era gestito in questo modo. Però al di là di lamentarsi, che sicuramente hanno tutti ragione, bisogna risolverlo questo problema. Certo, cioè io vorrei, mi piacerebbe che questa sera da voi sindaci qualche idea per qualcuno che ci ascolti anche, che ci ascolta da casa, venisse in mente di fare qualcosa, perché io capisco le problematiche di tutti, ci sono, bisogna guardare avanti, perché o viene una guerra civile, e mi auguro che non succeda mai una cosa del genere, però qualcosa bisogna pur fare per risolvere Roma. Ma con un governo che pensa, scusi direttore, che un governo che pensa che invece di andare a fare il mestiere del governante, cioè di guardare quello che succede e dire dove taglio e dove non taglio in base a cosa va bene e a cosa va male, rinuncia a fare il suo lavoro e dice taglio tutti senza neanche guardare in faccia a nessuno, forse il problema è proprio lì. Forse bisognerebbe sperare che uno scatto di responsabilità arrivasse in chi ci governa oggi come certo, oggi. Nel 2016 vanno a Milano, protestano, professor Manocase, sì, però non succede nulla, perché in effetti non sono stati presi in considerazione nessuno di loro. Attenzione però, che questo patto di stabilità, quindi bloccare la liquidità ai comuni, non ha risolto il problema, l'ha solo prorogato. Certo. Adesso dovranno bloccare di nuovo qualcos'altro. Cioè non è che dice abbiamo azzerato tutto, adesso ripartiamo perché abbiamo preso fiato. L'avere tolto il denaro ai comuni
vuol dire che prossimamente si dovranno inventare qualcos'altro, o bloccheranno degli altri denari ai comuni o si inventeranno qualcos'altro, quindi non è finita. Noi siamo in discesa libera. O facevo l'esempio qualche giorno fa, è come una vasca. Se io apro il rubinetto e lo scarico è più grande dell'acqua che io metto sulla vasca, non lo riempirò mai. Io devo tappare il buco. Certo. E allora per tappare il buco bisogna trovare da dove esce quest'acqua, la liquidità dello Stato, dove esce. E allora andiamo a vedere quelli che sono gli sprechi. Abbiamo fatto una trasmissione sulle auto blu, non è successo niente. Però a Napoli, per esempio, hanno tolto tutte le auto blu, perlomeno la maggior parte, quelle superflue. E perché è cambiato un attimo il clima, non so cosa succederà in futuro, ma comunque un segno di riscossa c'è stato a Napoli. C'è un segno di riscossa a Napoli anche presso la Procura della Repubblica, che oggi hanno arrestato tutta una serie di personaggi che speculavano sulle scommesse del calcio. Cioè, c'è un momento in cui la gente ha bisogno di vedere certezze, però dall'alto, da chi dovrebbe tappare il buco, non viene l'atto definitivo, perché allora le risorse cominciano a riempire la vasca. Come lo tappiamo sto buco? Mi aiuti, professor Manocasi, aiutatemi, tappiamolo sto buco. Datemi delle idee di come tapparlo. Guarda, io ho visto oggi, solo di 24 ore di oggi, che dice che hanno venduto, parliamo di frequenze televisive, no? Se ne è parlato tanto, il ministro Tremonti, per fare una cortesia al suo datore di lavoro, ha detto che le frequenze televisive le avrebbe vendute per 2 miliardi e 400 milioni. Io ho detto come mai, perché in Germania le avevano vendute a 600 milioni cada una, le frequenze in vendita in questo momento sono 9, quindi la differenza è notevole, ma lasciamolo pure perdere. Le frequenze che saranno vendute adesso sono quelle, per esempio, quelle dove noi in questo momento trasmettiamo. Cioè, se a casa ci vedono, è perché abbiamo le frequenze che lo Stato oggi si è venduto. Quindi siamo dei precari. Certo. Ecco. Attenzione, faccio una chiosa. Lo Stato ci obbliga a investire sul digitale terrestre, sulle frequenze che tra 6 mesi ci toglierà, perché se no ci toglie le frequenze subito. Quindi abbiamo già investito qualche decina di milioni per tenere acceso tutta la rete, noi arriviamo fino a Roma e a Napoli. Ditemi quale imprenditore spenderebbe una lira sapendo che la sua fabbrica tra 6 mesi chiude. No, è vero. Ecco, questo siamo all'assurdo. Ma a parte questo, torniamo invece alle risorse. Lo Stato ha venduto 6 frequenze per 3 miliardi e 700 milioni. Vuol dire che ogni frequenza, come dicevo io, è stata venduta al prezzo della Germania, cioè 618 milioni di euro. Attenzione, noi abbiamo dei soggetti in Italia, indovini quale, che si sono regalati le frequenze. Ma pensa che faccio fatica a indovinare qua. Sarà che se E facciamo un siccome sondaggio... per la par condicio ha detto non posso regalarmi le frequenze, quindi le regalo anche alla RAI e anche a Telecom e anche a qualche altro. Gli altri no. Perché se no sembra che io me ne appropri, invece facciamo la par condicio. Queste frequenze vengono tolte alle emittenti locali, quelle che noi facciamo quella po' di attività per rendere il paese, riteniamo, un po' più democratico in un contesto dove la discussione è molto importante. L'altro giorno è uscito il discorso che chiuderanno il telegiornale locale di Rai 3. Di Rai 3. C'è qualcosa che non funziona in questo paese. Allora, siccome le frequenze sono 57, chiederei ai telespettatori di fare uno sforzo e vedere quanti miliardi vengono fuori moltiplicando 618 milioni per 57. 6 per Credo 6, che 36, avremmo 30. fatto la manovra fino al 2020. Certamente sì. Va bene, ne parliamo. Fermo, lì ho la pubblicità. Grazie.
Vediamo di dare pubblicità, perché noi abbiamo anche noi le nostre risorse che sono date dalla pubblicità e sono estremamente, anzi ringraziamo tutti coloro che collaborano a livello di sponsor della nostra trasmissione. Spero che come stiamo crescendo noi crescano anche loro per continuare questa avventura insieme, sperando sempre che qualcuno, Elisabetta, non ci tolga le frequenze, altrimenti non ci vede più nessuno. Elisabetta. Va bene, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, ma voi potete continuare a mandarci gli sms al 345 3341 171. A tra poco. Sindaci, la vera politica. Elisabetta, prima di sentire i nostri ospiti, per quanto riguarda il satellite, com'è la situazione? Nessuna novità, in quanto è in corso una riunione che si concluderà verso le 10, 10 e mezza, quindi poi potremo sentire qualcuno. Anche il Dipartimento di Protezione Civile metterà un bollettino a seguito di questa riunione, quindi nessuna novità per ora. Renderemo a conoscenza verso le 22:30 i nostri telespettatori. Sì, appena finisce. Certo, saluto il sindaco di Ponte San Nicolò che ci ha appena raggiunto, Enrico Rinuncini, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Come sta? Quanti soldi ha messi via in banca il Ponte San Nicolò? Un sacco di soldi. Più o meno nella cifra quanto? Insomma, attorno ai 5 milioni di euro. Avete messi via? Sono lì. Oh, ma sapete che siete ricchi? 5, 4, 3, 1, tranne Gazzignano che faremo una colletta che gli daremo una mano. Come ANCI è stata fatta una stima che nelle casse dei comuni del nord Italia, fondamentalmente centro-nord, ci siano circa 25 miliardi di euro fermi in questa azione. È una manovra finanziaria. Complessivamente i comuni italiani hanno in tesoreria 40 miliardi, circa 40 miliardi. Allora vediamo questa manovra dove vi ha colpito soprattutto in cifre e in numeri. Vediamo questo servizio. Con l'approvazione della manovra bis, regioni ed enti locali sono tra coloro che subiranno le conseguenze negative più pesanti. A regime nel 2013 subiranno un taglio dei trasferimenti da parte dello Stato centrale pari a 14 miliardi e 700 milioni di euro. Deve essere sottolineato che non ci sono solo gli effetti della manovra correttiva votata nelle scorse settimane e il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri a preoccupare i governatori, i presidenti delle province e i sindaci. Ai 6 miliardi e 400 milioni di euro di tagli previsti dal decreto di luglio, ai quali si aggiungono 9 miliardi decisi nel decreto, vanno sommati gli 8 miliardi e 500 milioni di euro introdotti dalla manovra correttiva approvata nel 2010. Nel 2013, quando gli effetti delle 3 manovre andranno a regime, la stangata in capo agli enti locali sarà dunque di 14 miliardi e 700 milioni di euro. Il colpo più violento le regioni e gli enti locali lo subiranno già il prossimo anno, nel 2012. Se quest'anno i tagli imposti dalla manovra del 2010 ammontano a 6 miliardi e 300 milioni di euro, pari al 4,7% della spesa totale delle funzioni in capo a tutti gli enti, nel 2012 la sforbiciata si attesterà sui 14 miliardi e mezzo di euro, pari al 10,7% della spesa totale delle autonomie locali, per poi subire dei lievi ritocchi nel 2013 e nel 2014. Che porteranno il taglio dei trasferimenti ad attestarsi leggermente al di sotto dei 15 miliardi di euro. È probabile che la decurtazione dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali avrà delle ripercussioni negative anche sui cittadini. Mentre le casse dello Stato beneficeranno di una riduzione di spesa pari a quasi un punto di PIL, è possibile che per far fronte a questi mancati trasferimenti le regioni, le province e i comuni si vedano costretti ad aumentare le tasse locali per far quadrare i loro magri bilanci. Un'operazione peraltro già iniziata in questo ultimo anno, visto che in molte realtà territoriali sono rincarate le addizionali IRPEF, l'imposta provinciale sulla RC auto, le tariffe dell'acqua, dei rifiuti, dei trasporti, nonché le spese per le mense scolastiche o le rette delle case di riposo. Ecco, avete visto enti locali tartassati. A conclusione di questo servizio, Elisabetta è andata in dopo giunta martedì e ha intervistato proprio il governatore Zaia nel riferimento del problema sindaci. Sentite cosa dice. Condivido le istanze che loro presentano, le istanze che sono le preoccupazioni dei sindaci, dei presidenti di provincia, del presidente della regione, dei presidenti della regione. Non ci vedo nulla di trascendentale, la difesa del presidio più vicino al cittadino che è il comune. Dei bilanci in un momento di difficoltà unica, la crisi ci sta attanagliando e con difficoltà riusciamo a chiudere, forse non riusciamo neanche a chiudere i nostri bilanci. Capisco assolutamente questo, non sono a favore della consegna delle deleghe perché penso che consegnare le deleghe abbia anche un altro valore intrinseco che è quello di voler dire al mondo intero di rinunciare all'autonomia. Noi invece siamo per l'autonomia, chiediamo più deleghe, più competenze perché siamo in grado di dire che sappiamo arrangiarci.
Marcello Mezzasalma, più deleghe, al di là del ragionamento che poi sentendo voi mi viene anche un po' così da discuterne, perché dico voi avete dei soldi in cassa che poi non li avete voi e lo Stato dice che è in piena difficoltà. Questo è un ragionamento che un telespettatore, un cittadino difficilmente riesce a capire e non è tanto bello da sentire e dunque qualcosa bisognerà pur fare. Però per via delle deleghe, per via del ragionamento del servizio che abbiamo visto. Ma per quanto riguarda nello specifico le deleghe, noi come comuni ne continuiamo ad avere di nuove. Abbiamo sempre di nuove con sempre meno personale perché tra i vari tagli logicamente c'è quello dell'impossibilità di sostituire il personale che va in pensione. Era una cosa che sopportavamo visto che il primo patto di stabilità, io ho avuto la fortuna di inaugurarlo, dal 2004 ha iniziato a colpire le spese in conto capitale. Prima era solo per le spese correnti che ci doveva essere diciamo, una particolare attenzione, mentre le spese in conto capitale essendo investimento, come diceva prima Lino, non venivano toccate. Io ho avuto la fortuna di iniziare con un parametro assurdo che era quello di poter spendere il 12,5% in più di quello che si era speso l'anno prima, con la conseguenza che il sindaco prima di me non aveva speso nulla per fare opere pubbliche, quindi io potevo spendere il 12,5% in più del nulla e da lì è nata tutta l'escalation delle grandi difficoltà per fare le opere nel primo quinquennio. Chi invece aveva speso tantissimo poteva spendere il 12,5% in più del tantissimo. E quindi è stato dall'inizio questo patto di stabilità molto combattuto, però i sindaci fin dall'inizio hanno cercato di trovare i meccanismi che permettessero di poter dare delle risposte alla propria collettività. Quindi rispettavamo il patto un anno, lo sforammo quello successivo, facevamo i cosiddetti sforamenti programmati. Cosa è successo? Che Tremonti, capendo che noi avevamo capito come eludere la legge, ci ha fregato in una maniera molto semplice. È stato tolto l'ICI, che era un tributo. È brutto dire, scusami, che lo Stato ti freghi e freghi un sindaco. No, io nell'ascoltare Ma devo dirlo perché voglio dire, noi stiamo rinunciando a tutto, loro vedo che rinunciano a gran poco e ci sentiamo fregati nel vero senso della parola, perché nel momento in cui tu mi blocchi presso la tesoreria centrale 3,5 milioni di euro, io non posso chiudere una buca e prendo le parolacce dei miei cittadini quotidianamente, perché non tutti hanno la fortuna di seguire diciamo, le emittenti locali, e ringrazio il fatto che ci siano le emittenti locali che almeno danno informazione libera fin quando permetteranno alle emittenti locali di essere libere o di poter trasmettere. E la gente quindi non lo sa e con chi se la può prendere, non riesce ad andare a Roma, non riesce ad andare ad arrabbiarsi magari col Presidente della Regione, che c'entra poco anche lui in questo caso, viene dal Sindaco e sfoga le proprie frustrazioni, pur cominciando a diffondersi anche tra la cittadinanza la consapevolezza che noi siamo la parte, l'anello debole della catena. Però morale della favola, togliendoci questo ICI ci hanno tolto il tributo che arrivava direttamente, ci hanno detto vi trasferiamo noi l'ammanco, e questa è diventata una spada di Damocle, perché se noi violiamo, sforiamo questo patto di stabilità non ci danno i trasferimenti pari allo sforamento, sforamento che tra l'altro decidono loro con quei criteri di cui parlavo prima. Siete legati, quindi se io adesso io ho venduto un edificio a 3,5 milioni, ho 1 milione che devo andare in avanzo e ho dovuto vendere patrimonio perché non potrò mai sistemarlo e quindi l'ho dovuto vendere, l'ho venduto bene, ho guadagnato circa 520.000 euro per il mio comune, me ne mancano ancora 450, sto provando disperatamente il 8 dicembre a vendere qualcos'altro. Devi vendere entro fine anno. Certo, devo vendere perché altrimenti mi tagliano per la cifra pari, oltre al fatto che mi hanno già tagliato per il 2012 400.000 euro. Quindi quello che voglio dirti Giorgio, sono calcoli strani, però parlando oggi col ragioniere, è l'unica alternativa che mi si propone in questo momento, con grande mal di pancia, è quello di dire bene, Fontaniva non ha mai avuto l'addizionale IRPEF e ha una pressione fiscale tra le più basse della provincia. Dovremmo cominciare per non tagliare gli asili, ma è così. Ma che ora dovete risolvere questo problema con l'ANCI? È tremendo, Mi sembra così, io non sono sindaco, da quello che mi raccontate mi sembra un po' di sognare, cioè di quelle cose da fantascienza. Però posso certo. Giorgio finire con un discorso? Prima ho apprezzato molto il discorso dell'editore riguardo appunto a una ipotesi per dare dignità a questa manovra e per non andare sempre nelle tasche dei poveri cristi o degli enti locali. Lui parlava appunto della vendita delle frequenze e sinceramente mi sembra che commentare questo sia superfluo, perché la gente non è stupida, ha già capito come funziona, soprattutto in merito alle frequenze televisive. La cosa che dico io è che c'era anche un'altra proposta che poi io avevo fatto, diciamo nel mio piccolo ancora un mese prima, poi la ripresa del PD, ma era quello anche di cominciare a rivedere i famosi capitali rientrati dallo scudo fiscale. Cioè io non capisco perché debbano andare a picchiare ancora una volta i dipendenti, quindi le persone le più deboli che vivono del proprio stipendio, senza poter discutere minimamente, magari di chiedere un contributo di solidarietà a chi aveva portato fuori del denaro in maniera del tutto illecita. E allora, visto che non si potrebbe togliere, è una rinuncia, è sempre il solito condono, però io credo che la gente avrebbe apprezzato che lo Stato si impegnasse, diciamo, a chiedere qualcosina, qualche contributo a chi aveva evaso, a chi non aveva rispettato le regole, mentre il dipendente le rispetta sempre. E da ultimo, si era parlato di tassare le persone con un reddito superiore a 90.000.
mi sembrava tutto sommato abbastanza equo. Perché si è portato sopra i 300.000? Forse per tirare fuori i parlamentari dalla fascia? Cioè, voi capite che la gente comincia a essere molto, molto stanca, e io ho timore che senza cibo si andrà ce l'avete a in morte piazza. con i politici, insomma, un po'. Roman e poi anche Marchiori. Rapidissimamente una riflessione. Intanto mi è molto piaciuto il servizio e mi dà lo spunto per tentare di spiegare in 2 parole, spero molto semplicemente, perché è profondamente sbagliata quella manovra, fatta così o con questo tipo di incidenza sugli enti locali. Per un motivo banalissimo. Non perché noi ci lamentiamo, noi non abbiamo più i soldi per fare la festa della Salamella, non ce ne frega assolutamente niente, per un motivo molto più serio. Noi abbiamo un governo che dice di fare delle manovre per affrontare la crisi internazionale, eccetera, ma come punto di riferimento ha il debito pubblico, nel senso che maggiore il debito pubblico, minore alla fine sono le risorse a disposizione dei cittadini e dello Stato per poter erogare servizi. No, più o meno, semplificando molto, il concetto è un po' questo. Lo Stato va, come dire, in crisi perché non ci sono più risorse, perché gran parte delle risorse vanno via per il debito pubblico. Benissimo, ma da che cosa è formato questo debito? Come possiamo ridurlo questo debito? In 2 modi, o spendendo meno o cercando di fare in modo di diventare più ricchi, producendo di più. Ma se spendere meno significa tagliare le gambe a degli enti come i nostri che generano ricchezza, perché con la nostra attività, oltre a generare servizi per i cittadini, generiamo ricchezza perché diamo lavoro, e in più, se ci costringe a fare nuove tasse e caricare ulteriormente i cittadini, impoveriamo ancora di più la gente e il nostro paese. Alla fine il risultato che si ottiene è un risultato falso. Vuol dire, quei 14 miliardi non sono 14 miliardi risparmiati, sono solo 14 miliardi che tu tiri via da una parte, ma che poi non ti ritornano da quell'altra, perché mentre li sposti da quell'altra ti si dissolvono in mano, perché non hai più produzione, non hai più ricchezza, non hai più un paese che ha gli stessi conti che aveva nel momento in cui li hai fatti e pensavi che ti potessero restare a disposizione. Quindi, è sbagliato proprio concettualmente fare un'azione di questo tipo. Quindi, Roman, qui mi sembra di capire che la manovra dello Stato, qui siete varie forze politiche, dalla sinistra, dal centrodestra, alla Futura Libertà, all'UDC, dunque quasi tutti i partiti che vediamo qui. Avete tutti a livello politico la stessa idea: il governo sbaglia, il governo si sta comportando male, il governo non sta facendo delle manovre corrette che aiutano i sindaci e a sua volta i cittadini. Cosa bisogna fare, Rinuncini, per far sì che migliorino le cose? Cioè, mi dia un'idea, mi dica cosa vuole fare domani, parla con non lo so, il Berlusconi della situazione, chi comanda il Tremonti della situazione, cosa deve dire Rinuncini come sindaco di un paese di tot abitanti che deve risolvere questo problema, che ha i soldi in cassa del governo che non può spenderli? Ma inizialmente, qualche mese fa, avrei avuto così l'ambizione di invitare Berlusconi un giorno, sedersi nella sedia nostra, nella sedia di un sindaco, e così regalarsi una giornata a fare ricevimento, partire dal mattino con tutte le problematiche del caso, dai TSO, da alcune problematiche legate ai lavori pubblici che si bloccano perché l'azienda non ha più le liquidità per pagare i fornitori, pertanto a metà dell'opera si ferma, e con i cittadini che vengono a criticarti perché ovviamente il marciapiede per uscire da casa è bloccato e pertanto è tu a spiegare, oppure l'azienda che fa gli sfalci, anche questa senza le liquidità, e tu devi andare a spiegare ai cittadini e i cittadini vengono a criticare correttamente che non sono stati eseguiti gli sfalci. Poi al pomeriggio arrivano e c'è il momento del ricevimento dove i cittadini arrivano, papà di famiglia. Io ho sempre avuto un disagio quando un uomo piange. Allora, quando arriva un papà di famiglia che non ha la certezza di poter dar da mangiare ai propri figli e l'unico appiglio che gli resta è andare nell'ufficio del sindaco, credo sia una cosa drammatica. Per poi continuare la giornata con le... Lo è anche per noi. E continuare la giornata con le responsabilità civili e penali che i sindaci hanno sulle loro spalle delle loro famiglie, e che invece magari parlamentari o consiglieri regionali percepiscono altissime indennità ma non hanno alcuna responsabilità né civile né penale dei propri territori. Allora, questo era quello che mi sarebbe piaciuto, regalare una giornata a un Presidente del Consiglio perché sia consapevole... Ma pensa che il Presidente del Consiglio una giornata
capisca tutto? Ma almeno gli regaliamo così un'opportunità, poi per carità ritorniamo a fare noi il nostro dovere, però almeno... Mi sa che non viene, dovrebbe farlo chiamare da Tarantini, così magari trova delle cose. Probabilmente lo ascolta di più, così gli regaliamo un'opportunità. Ma a parte questo, che era quello che mi auspicavo fino a qualche mese fa, oggi davvero credo che l'unica cosa che dovrebbe fare il Presidente del Consiglio, che mi permetterei di suggerirgli, è di avere un atto di coraggio. Coraggio non significa, secondo me, in questo momento le dimissioni, perché porterebbero, secondo me, un grave disagio alla nazione da tutti i punti di vista. Ma il grande atto di coraggio è andare in televisione, a reti unificate, dire agli italiani che occorrono fare degli grandi sforzi per i prossimi 1 o 2 anni di legislatura che gli mancano, li deve fare lui, a prescindere dalle lobby o dagli interessi che deve difendere, andare contro quello che fino ad oggi ha difeso, a partire dagli esempi che portava prima di alcuni capitali, per esempio, oppure per i redditi, andare anche su questi redditi fino ai 90.000, per esempio, che si erano spiccati all'inizio, ma comunque moltissime altre lobby, e dire occorre avere coraggio. Siccome non lo ricorderemo sicuramente per i 15 anni più gioiosi della nostra storia, ma lo ricorderemo per i 15 anni più tristi, perché stanno finendo con una crisi enorme, allora la problematica è che occorre assumersi una responsabilità ed avere coraggio. E il coraggio lo si deve dire ai propri cittadini. Noi i prossimi giorni abbiamo già cominciato a farlo per rendere consapevoli i nostri cittadini, ma personalmente i prossimi giorni avrò 2 grandi riunioni. Una con le associazioni del territorio e una con i capifamiglia, con le persone, con i miei cittadini, per raccontargli quali sono, a proposito di quel servizio che è stato dato prima, quali sono i veri, quello che succederà nel nostro territorio, quello che sarà nei portafogli delle nostre famiglie, dai buoni pasto al trasporto scolastico, alle contributi extrasportive, alla cultura, al sociale, alla difficoltà a fare il trasporto disabili, le ricadute che avranno i nostri cittadini direttamente. E noi, con un atto di responsabilità, anche se letteralmente sicuramente non è appagante, ma in questo momento siamo sindaci, abbiamo una responsabilità sui nostri territori, e noi con responsabilità andremo a raccontare ai nostri cittadini quello che dall'alto succede nei nostri paesi, di quelle cifre grandi che magari a volte non si capiscono, quali sono le ripercussioni. E quindi io mi permetterei semplicemente di suggerire al capo del governo in questo momento di assumersi una responsabilità, avere coraggio, dire a tutti qual è la situazione drammatica e dire occorre tirarsi la cinghia tutti, indistintamente, e forse solo insieme riusciamo a superare uno dei momenti più tragici della nostra storia, del nostro paese, facciamo squadra e forse solo insieme, come si fa in una famiglia in grave difficoltà, come lo si fa in un paese in grave difficoltà, si può superare questo momento difficile. Professor Ermanno Case, ritorno, sarò ripetitivo e vi chiedo scusa, però sentire un sindaco di sinistra e vedere un sindaco di destra che dice però ha ragione, in questo studio non ero abituato, sono sempre stato abituato nelle nostre trasmissioni di politica a vedere uno di sinistra e uno di destra litigare in una maniera cattiva. E questo mi emoziona nel vedervi, perché vi garantisco, politicamente è sempre stato il mio sogno, che se io devo solo condurre, che la politica una volta fosse davvero unita per avere un unico obiettivo, il bene del paese e dei propri cittadini. Lo fanno solo i sindaci, dall'alto non lo capiscono. Io spero, professor Ermanno Case, che al di là di fare il moralista, che non è bello neanche quello, però se qualcuno ci ascolta da Roma, magari sia, scusatemi, da un insegnamento, credo, spero. Ma dobbiamo distinguere la politica locale, che oggi si configura come la politica reale. La politica nazionale invece è una politica virtuale, non ha il contatto col territorio. Sembra che sia su un altro pianeta, che affronti i problemi di un altro paese, sembra che tutto qui vada bene. Ci è stato detto fino a qualche mese fa che la crisi era passata, quando qualcuno, e in queste trasmissioni abbiamo detto che la crisi deve ancora arrivare, sembrava che fossimo dei visionari. E allora vuol dire che a Roma è un altro pianeta. Non Roma come città ovviamente, ma il Parlamento sta dibattendo dei problemi inesistenti. Non solo, ma sta prosciugando il territorio a vantaggio di che cosa? Perché questi soldi non sanano nulla, non tappano nulla, servono solo a prendere tempo. Quindi vengono, come diceva precedentemente il sindaco, vengono polverizzati, non rimane niente. Certo, Questo è il problema, cioè non abbiamo fatto una manovra per rimetterci in punto di partenza, adesso costruiamo. Non abbiamo nemmeno tappato il buco. Ravazzolo.
Però vi state unendo tutti assieme e vi state un po' arrabbiando un po' tutti in maniera... Ma, secondo me, perché noi la viviamo, non è una novità, perché il movimento dei sindaci è nato 3 anni fa ed era assolutamente trasversale. Andammo a Roma in 400, eravamo di centrodestra, centrosinistra. I sindaci leghisti non poterono venire non perché non volevano, ebbero ordine dall'alto di non venire, altrimenti sarebbero venuti anche loro. E incontrammo Tremonti perché arrivammo a Montecitorio e ci aspettava la Celere, eravamo con le fasce e ci aspettava la Celere a Montecitorio. Ma grazie alle sindache e quindi alle donne sindaco del Veneto che se ne fregarono della Celere, saltarono le transenne e andarono in piazza davanti a Montecitorio, riuscimmo ad andare e poi essere ricevuti in delegazione da Tremonti. E chiedemmo 2 cose, uno era quello di poter avere risorse in proporzione a quanta ricchezza i nostri territori davano allo Stato centrale e quello secondo noi era il vero federalismo, ma fummo tacciati di speculare su cose che dovevano essere appannaggio solo dei comuni. Era troppo semplice. Non si possono fare le cose semplici e che funzionano, bisogna fare robe complicate che non funzionano come il Tremonti federalismo fiscale. invece sul patto di stabilità ci disse che non poteva permettere a noi comuni di spendere perché lui congelando una parte della spesa pubblica e quindi queste alcune decine di miliardi che i comuni potevano spendere riusciva a equilibrare quel rapporto della spesa pubblica e quindi a dover pagare meno interessi sul debito che emetteva, quindi è una questione anche di rating. Abbiamo visto che a distanza di 2 anni questa strategia è fallita clamorosamente e in più noi abbiamo queste risorse. Allora, a mio avviso, dico, se comunque dobbiamo dare uno spunto alla crescita, noi queste risorse le abbiamo, possiamo metterle sul territorio velocissimamente, abbiamo progetti esecutivi pronti all'appalto e veramente nel giro di settimane, non di mesi, di settimane possiamo aprire migliaia di cantieri in tutta la penisola e penso che questo aiuterà il PIL, perché visto che il tentativo di fare solo un'operazione finanziaria è fallito, cerchiamo almeno di muovere l'economia. Queste risorse ci sono, finché ci saranno, non indebitiamo di €1 lo Stato perché queste risorse sono liquide, fresche e non dobbiamo indebitare i nostri enti, mettiamole a disposizione delle imprese perché possiamo fare tra l'altro investimenti, quindi arricchire il Paese e dico anche un'altra cosa, e dare un senso alla fiscalità, perché i nostri cittadini che ci hanno versato le imposte, le tasse, gli oneri di urbanizzazione, hanno diritto di vedere che queste siano trasformate in opere, cioè che noi esercitiamo la nostra funzione. Noi siamo stati eletti, tra l'altro, e non secondariamente, siamo stati eletti direttamente dai cittadini, abbiamo un'assunzione di responsabilità con questi cittadini e un programma. I nostri programmi elettorali, i nostri impegni vengono saltati da una norma che non dipende da noi e per noi non è il vincolo di partito e per questo tra destra, sinistra, centro non c'è differenza, ma noi come sindaci abbiamo un vincolo morale con i nostri elettori prima che con i nostri partiti di riferimento. Questa è la differenza fondamentale in questo momento tra magari un deputato e un sindaco, che per noi è importante risolvere il problema del cittadino prima di difendere la propria parte di appartenenza politica, cosa che invece un deputato o un rappresentante ad un altro livello fa fatica a capire. Jacopo Silvero, non te ne fatta, però vedo che hai notato molte cose in quel blocco notes, dunque avrai tante cose da dire, immagino. Ascoltiamo il nostro spettatore, se sta, volete. Sta collegando. Allora io però vorrei fare un ragionamento. Di fronte alle storie drammatiche che sentiamo da questi comuni, fa piacere che ce le raccontiate, devo dire la verità, io non c'entro nulla con la politica, non ho alcuna responsabilità di quello che succede, faccio il mio lavoro, sono piuttosto simile ai vostri cittadini e il fatto che il mondo vada male, l'Italia vada male, lo so già, come lo sappiamo tutti noi che ogni giorno facciamo le cose. Sentendo queste storie però vorrei aggiungere questo pezzo, bisogna cominciare ad avere coraggio di essere anche arrabbiati, indignati, perché bisognerà saper valutare chi ha sbagliato e quando sentiamo un politico che magari è della Lega e che ancora cerca di raccontarci che noi chiediamo di fare, ma chi lo deve chiedere? A me che pago le tasse e faccio il mio lavoro? Forse se lo dovrà dire da solo e quindi penso che la gente dovrebbe iniziare a saper giudicare chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ognuno si tenga il suo giudizio, ma a fine del criticare tutti e cominciamo a valutare chi ha fatto, che cosa ha fatto e come l'ha fatto. E dopo l'arrabbiatura però secondo me dovrebbe sopraggiungere un secondo sentimento che ascoltandovi devo dire viene anche bene perché siete bravi e siete anche molto concreti, mi piacciono molto i sindaci, sono una squadra, a tutti. Il secondo sentimento è la fiducia, perché vogliamo un'Italia migliore e sappiamo che si può fare. Qui ci hanno raccontato, ci continuano a raccontare ascoltando i telegiornali che va tutto male e deve andare tutto male, che per forza non è un problema nostro, ma è il mondo, la globalizzazione. Ma lo sappiamo che nei paesi dove si sono fatti le cose si sta meglio e la gente ha risolto i suoi problemi? Lo sappiamo che nei paesi dove hanno avuto il coraggio di riformarsi, gli operai prendono un po' di più, le aziende riescono a stare meglio, gli impiegati sono più soddisfatti? Mi sembra che continuare a raccontarci che va per forza così sia un modo di chi
governa di dirci che insomma non ha nessuna colpa, ma basta avere la fortuna di guardare in giro, torna la speranza, perché ci sono paesi che stanno benissimo e fanno bene le cose, e allora per aver fiducia, immaginare che si possano fare, si può vivere un po' meglio, si può avere più speranza, si può dare un futuro migliore ai propri figli, si può tornare a casa più sereni, avere uno stipendio più alto, non avere il problema di dover andare dal sindaco a chiedere per esempio di poter avere un contributo economico, insomma si può stare meglio di così, o vogliono continuare a raccontarci che siamo necessariamente in mezzo a un qualcosa che non si risolve? No. Si risolve. Allora mi lasci dire almeno due proposte che sono fondamentali. Due proposte così le sentiamo con l'ascoltatore. La prima è la riforma elettorale. Ma com'è che questi sindaci sono amati dalla gente? Perché la gente se li sceglie, sa come si chiamano, ci mette il nome sulla scheda, e i governanti invece non hanno nessun rapporto col territorio. Non è che sarà per caso perché i sindaci ce li siamo votati noi e quegli altri invece vengono pescati da una scatola strana che nessuno sa. Quando vogliamo tornare a dare alla gente la possibilità di scegliersi chi gli pare, in modo che sto tizio che viene scelto poi deve venire da noi a dirci quello che ha fatto e non ha fatto esattamente come fanno loro? E questa secondo me è una cosa davvero urgentissima che cambierebbe improvvisamente. Ma è tutto vero, Jacopo, però ti interrompo su questo ragionamento, perché è vero che è giusto che la gente, ma la gente conosce chi va, cioè diciamo tutti dobbiamo votare la persona, ma la gente conosce la persona. Direttore, non si preoccupi che quando c'era la preferenza correvano per le strade questi signori qua, andavano a bussare tutte le porte, io me li ricordo, e insomma, e invece adesso lo sa che l'unico problema che hanno è che siccome 5 persone in tutta Italia, i capi delle segreterie, li nominano e li snominano, gli interessa solo di andare lì. Ho visto gente votare il fatto che Ruby è nipote di Mubarak in silenzio solo per essere ricandidato. Fermo lì, io non lo so. Uno mi ha messo giù la linea al telefono, l'altro ha staccato, che magari non stacchi anche questo. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Ha staccato, vedi Jacopo? Scusi, ma riproviamo a chiamarlo. Si arrabbia, insomma, continua pure, la voglia di pensare a un mondo certo. migliore. Allora, la riforma elettorale cambierebbe il rapporto. Questi sindaci e tutti, ognuno di noi nel suo comune sa come si chiama, sono abituati a essere chiamati per nome e cognome dalla gente perché se li ha votati hanno l'obbligo di dimostrare se hanno fatto bene o male, e quindi il rapporto è completamente diverso. E la seconda cosa che vorrei tornasse al centro è la crescita. Qua non è che bisogna occuparsi di tagliare qua, tagliare là, e togliere le pensioni a questi e togliere lo stipendio a quegli altri e lasciare a casa di qua e di là, ma di fare un paese che fa un po' meglio il suo lavoro. Ma dov'è finita la riforma della pubblica amministrazione o della giustizia o delle tante cose che si erano promesse per fare lavorare meglio le aziende, i lavoratori, gli operai, tutto quello che serve per crescere? E non lo so, sembra che io stia dicendo delle cose uniche quando invece sono delle cose assolutamente normali che qualunque paese ha fatto. Dobbiamo continuare a lavorare con un sistema fiscale incomprensibile, o finalmente faranno sta riforma che consentirà a uno straniero di aprire un'azienda in Italia capendo come funziona? Sembrano robe ovvie e nessuno le ha fatte, ma si è capito che se vogliamo cancellare sta sfiga colossale che ci continuano a raccontare che è su di noi e basterebbe fare 3-4 cosette e staremo tutti tanto meglio. Non cada che il satellite, no, Jacopo, dopo quello che hai detto. Per carità di Dio. Elisabetta, abbiamo una telefonata, Elisabetta, la vedo lì al telefono che ce l'abbiamo, pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da Renzo, in provincia di Treviso. Prego, signor Renzo. Niente, io volevo solamente capire una cosa di questa politica. A un certo momento noi andiamo in pensione a 65 anni e i politici prendono la pensione dopo una legislazione. Perché non vanno in pensione anche loro dopo 65 anni? Altre cose a dire? Cioè, ce ne sono tantissime, ma questa qua è la più importante, già che tagliano sempre tutto quanto. Perché non tagliano anche loro la loro pensione? Certo Renzo, grazie. Professor Manocase, dà la risposta al nostro telespettatore, perché? Ma perché chiaramente è quello che tutti i giornali chiamano la casta. Si fanno le leggi ad personam, cioè si autoproteggono. Ormai si è creata una sorta di consorteria dove tutti aiutano tutti, perché se uno molla si sfalda, si sfila. C'è un po', professor Manocase, un po' di dignità, cioè dire tutto vero, poi in una situazione del genere tagliano di qua, tagliano di là e loro non si tagliano, ma non hanno un po' di dignità anche tra di loro? No, non ce l'hanno, perché triste, gli va bene. Ma mi scusi, allora, non so se notate l'atmosfera di un certo tipo di governo. Questo governo dice la colpa dell'Europa, la colpa della grande finanza,
la colpa è dei poteri forti, la colpa è dei comunisti, la colpa è di Gheddafi, la colpa non so di chi è. Allora Churchill diceva che i dittatori, la caratteristica di un sistema dittatoriale è trovare il nemico e dare la colpa. E se vediamo i periodi pre-bellici dell'ultima guerra, la gara, sia di un tipo di forma dittatoriale che fosse di sinistra o quelle di destra, dovevano trovare il nemico da perseguitare. Allora si santificavano, bisogna trovare il demonio. E questa è la politica di oggi. Non è che si risolvono i problemi, demonizziamo qualcuno, così noi siamo santificati. Sembra magari un po' di dignità, un attimino, dico io, uno si guarda allo specchio. I cittadini devono svegliarsi. Non possono pensare tutta la vita che ci siano delle persone che fanno il servizio ai cittadini. Loro devono imparare a scegliere con cautela, ma soprattutto c'è un fatto, che il cittadino è sommerso da un certo tipo di informazione, che va tutto in una certa direzione. E quindi l'informazione o viene liberalizzata l'informazione, o alla fine sarà difficoltoso che il cittadino riesca anche a scegliere. Chi sceglierà il cittadino? Quali sono i deputati e i senatori che il cittadino veramente conosce perché ce li ha sotto casa, perché li incontra la mattina, perché si confrontano con loro? Nessuno. Abbiamo detto nella precedente trasmissione la funzione delle emittenti locali per i politici. Non serve a niente, l'emittente locale con questa legge elettorale non serve a nulla, perché non è il cittadino che li sceglie. Quindi venire qui a dibattere e far capire quanto c'è buona volontà da parte di un politico, sì, grasso che cola, ma non è essenziale, perché non è scelto dalla gente. E quindi se non c'è la riforma elettorale viene meno la funzione dell'emittente locale, stranamente, o dei giornali locali, o delle radio locali, o tutta quell'informazione che fa sì che la persona di qualità, che si impegna veramente, poi emerga e venga eletto. Elisabetta, andiamo in pubblicità perché abbiamo tante cose da dire, ho visto che sei ricca di telefonate anche. Sì, che le facciamo dopo la pubblicità, quindi Il rimanete satellite, con noi. Com'è la situazione? Siamo in attesa che finisca la riunione del centro coordinamento. Che non cada, non siamo in attesa che cada, magari qui che cade in ma mezzo anzi c'è alle poca montagne. probabilità, è l'1% solo che possa cadere in Perché Italia. poi se cade magari nel paese di Fontaniva non abbiamo soldi da poter spendere. Sto scherzando, perché il sindaco di, lo sai Elisabetta, il sindaco di, apro una parentesi, il sindaco di Fontaniva, con i soldi che ha messo via, lui se riescono a dargli un po', li investe per fare tutte le bandiere del calciopalo, per arrivare allo stadio con tutte le bandiere del calciopalo. È vero o no? Un po' le facciamo. Volentieri. Vedi che lì trova i soldi, Elisabetta, di pubblicità. A tra poco, rimanete con noi. Dopo mi dice, ha saltato 2 turni, quindi ha tutto il tempo che vuole a disposizione. Grazie. Però io posso interromperla. Cercherò di non tediarmi troppo. Prego. Allora, però io volevo dire questo. Io sono molto d'accordo, sono assolutamente d'accordo con quello che ci dice il rappresentante degli imprenditori, degli industriali. Sono cose che pensiamo e che stiamo dicendo al Presidente, scusi. Sono un imprenditore. Specialmente prima, quando ha detto ma è ora di finirla di parlare dello Stato, è meglio dire c'è un governo, c'è chi amministra male questo Stato, perché noi siamo convinti sostenitori delle istituzioni. Noi stiamo dicendo anche come sindaci che vogliamo difendere la Costituzione democratica e quindi sono assolutamente d'accordo, bisogna dire chiaramente a chi fa riferimento per le responsabilità di questo momento. Però noi ci siamo trovati spesso come sindaci a dirle le cose e poi essere tacciati di essere dei comunisti, no? Cioè, le cose le diciamo perché siamo dei comunisti, siamo dei sindaci di sinistra. Ecco. Non è così, naturalmente. Noi stiamo dicendo le cose perché le viviamo tutti i giorni, perché sappiamo
che cosa sta succedendo. E io devo dire che, allora, riferendomi proprio a chi ci ha governato in questo periodo, in quest'ultimo periodo, che ci ha perso molto tempo per accanirsi contro le amministrazioni comunali, perché ha trovato mille maniere, ma anche proprio bisogna pensarle di notte per arrivarci, perché ci hanno detto che noi quando siamo responsabili del fallimento politico, quindi di non riuscire a portare a termine i nostri programmi, non saremo più rieleggibili. Allora io chiedo quanti dei ministri in carica possono essere rieleggibili se applicassimo questa regola anche per loro, perché di fallimenti politici ne abbiamo visti e ne stiamo vedendo parecchi. Poi ci dicono, ci riducono le risorse, ci mettono dei paletti per spenderle, quelle che abbiamo, e ci riducono l'autonomia. Tutto questo in un periodo nel quale si è parlato e straparlato di federalismo, di autonomia, di autodeterminazione e quant'altro. La realtà è che le leggi che si sono fatte sono state delle leggi centraliste. Nell'ultimo decreto sono riusciti a mettere dentro, udite udite, perfino la limitazione degli orari di convocazione dei consigli comunali e delle giunte comunali, non so se l'avete letto da qualche parte. Allora ci hanno detto che dobbiamo stare attenti a quelli che sono gli impegni lavorativi dei nostri assessori o dei nostri consiglieri e convocare il consiglio fuori dagli scritti orari di lavoro. Ma per risparmiare alla fine che cosa? Ci hanno detto che i comuni al di sotto dei 1000 abitanti praticamente dovevano essere aboliti, perché si aboliva sostanzialmente il consiglio comunale, si nominava un borgomastro al posto del consiglio comunale. Ma che cosa sarebbe servito? Che cosa avremmo risparmiato della spesa pubblica in questo? Avremmo solo ridotto la democrazia. E allora io sono d'accordo con l'editore quando dice che ci sono delle operazioni che si stanno facendo contro la democrazia. Anche nell'informazione ci sono delle operazioni che concentreranno l'informazione in poche mani, in poche testate. Quindi io dico, non sono tanto d'accordo quando si dice non è il caso che il governo vada a casa, non è il caso perché ci sarebbero dei contraccolpi. In Spagna Zapatero ha annunciato le elezioni anticipate, non è caduto nulla. Le ha annunciate e le faranno. Anzi, è cresciuto il reddito della Spagna. La credibilità è cresciuta. Per cui io dico che in questo momento, da sindaco lo dico che mi sono stancato di cercare dialogo con questo governo che non ce l'ha mai dato. Le manifestazioni che abbiamo fatto nei vari anni, le proposte che abbiamo continuato a fare come ANCI nazionale sono state assolutamente inascoltate. Quindi ci siamo stufati di andare a Roma, di andare a Milano, l'abbiamo fatta la manifestazione ed è stata una manifestazione importante questa di Milano perché la partecipazione è stata imponente, ma ci siamo stancati perché non abbiamo un interlocutore, ci prendono in giro. Noi quando... E quindi? Tutto quindi io dico, e va bene, quindi io dico che in questo momento io auspico fortemente da rappresentante dei cittadini che ci sia un cambio di governo, un cambio almeno di leadership nel governo. Risolverebbe i problemi? Perché con questo governo il ministro Tremonti, vi ho detto, ha puntato tutto sulla limitazione, sullo stringere quanto più la morsa attorno alle comunità locali. Noi vogliamo liberarci di questa morsa e non vedo in questo momento altra alternativa. Però, ecco, Marchioro dice vabbè, facciamo saltare il governo, magari non ci lo stesso partito e Marchioro dice no, sarebbe un problema in più per il paese. Romano, cioè, qui dovete, io credo che voi siete il popolo, c'è poco che nasconde, e il popolo è quello che decide, da quanto mi risulta. Dovrebbe, usiamo condizioni, dovrebbe decidere, fatelo decidere, unitevi, fate qualcosa, cioè dico io, chiedo, fate qualcosa. Sì, poi ovviamente... Sentire questo comportamento da parte di tutti del governo che è criticabile, contestabile da parte di tutti e non far nulla mi sembra che sia davvero... Io penso una cosa, che i nostri figli quando guarderanno la storia di questi anni non la capiranno e ci daranno delle grosse responsabilità, perché ci diranno ma come avete fatto a sopportare una situazione del genere. Quindi io sono d'accordo con lei, direttore. Poi da questo a dire andiamo in piazza, spacchiamo tutto, ne corre, perché secondo me neanche questa è la soluzione. La vera soluzione qual è? La vera soluzione, nessuno ha la vera soluzione in tasca. Qualche contributo però vorrei darlo, ed è questo.
Prima cosa, bisogna dire chiaramente, come ha detto giustamente il Presidente degli industriali, di chi sono le responsabilità. Perché qui poi c'è anche il tema, magari più tardi lo riaffrontiamo, della casta, perché anche la casta è una bella banderuola che viene utilizzata proprio da chi sostiene il governo per far finta che siano tutti uguali. Perché sulla casta ci sono tante cose da dire, visto che poi alla fine, quando parlano della casta, riducono lo stipendio dei sindaci. Io prendo 700 euro al mese per fare il sindaco e ne firmo di carte che mi possono costare molto di più di tutti i 700 euro al mese che ho preso dal 2003 quando sono sindaco. Vabbè, ho aperto e chiuso una parentesi che c'entra, ma c'entra relativamente. Il vero tema è dire, bisogna fare delle proposte concrete. Le proposte concrete ci sono sul tappeto, ne parleremo tra un secondo, ma il problema numero uno è che questo governo non ha voglia di portarle avanti. Io non so perché, posso avere delle idee, ma il vero motivo per cui non lo fa non lo so. So che non lo fa. Mi dica delle idee sì, che ha. Ne dico qualcuna. La prima, in assoluto, che può in un qualche maniera rimettere in piedi questo Paese, una riforma profonda e totale della pubblica amministrazione e la sburocratizzazione di tutta quella montagna di lacci e lacciuoli che bloccano l'economia del nostro Paese. Noi siamo un popolo pieno di idee, di voglia di fare, di voglia di lavorare, ma siamo veramente impediti da uno Stato borbonico che ci avevano promesso che avrebbero fatto sparire, e ce l'hanno promesso nel 1994. E questa è la grave responsabilità di Berlusconi. E lui non può omettere questa responsabilità. Lui deve andare a casa, prima di tutto per questo, perché già nel 94 sapevamo che c'era bisogno che questo Stato borbonico venisse cancellato e sostituito da uno Stato più efficiente e più moderno. Non l'hanno fatto, ci hanno raccontato palle per un sacco di tempo. A noi veneti ci hanno anche convinto che votando per i Verdi, noi verdi, ambientalisti, per i Verdi quelli del presidente Ricciolino lì, che adesso scopre improvvisamente che il governo fa delle robe che sono il contrario di quello che dovrebbe fare, ma lo sapeva già da prima. Accidenti. Poi ci hanno raccontato che questo mito del federalismo fiscale avrebbero risolto tutto. Si diceva prima, se ci avessero ascoltato 3 anni fa, 4 anni fa, noi abbiamo fatto una proposta semplice e avremmo già migliorato tantissimo la nostra situazione e la situazione dei cittadini. 20% dell'IRPEF, ci resta a casa, ce lo spendiamo e siamo responsabili di quello che facciamo. Non hanno voluto neanche ascoltarci. Ci hanno raccontato che bisognava fare le robe molto complicate, difatti non hanno fatto niente. La realtà è questa. Abbiamo un governo che le cose non le ha volute fare, quindi la riforma dello Stato, che è la prima cosa che va fatta, la riforma degli enti locali è la prima cosa che va fatta, la riforma dei ministeri è la prima cosa che va fatta, la riforma della pubblica amministrazione in generale è la prima cosa che va fatta, ma vanno fatte subito. Roma. E si toccano degli interessi enormi che questi non vogliono toccare. Roma, mi sembra quasi inverosimile che siano tutti incapaci, lo fanno apposta. Sono capacissimi, sono delle teste, il doppio della mia, ma non lo vogliono fare, hanno interessi troppo forti, si è dimostrato chiaramente. Adesso non lo fanno perché sanno che se lo fanno vanno a casa, ormai sanno che vanno a casa lo stesso e tengono duro fino alla morte e ci portano nel baratro, perché adesso sì, con una situazione internazionale di questo tipo, se non si fanno degli interventi nel baratro ci finiamo davvero. E questa responsabilità che noi poi alla fine pagheremo relativamente, ma la pagheranno veramente i nostri figli, ci costringerà ad abbassare gli occhi di fronte ai nostri figli tra qualche anno, perché non saremo stati in grado di fermarli, non saremo stati in grado di mandarli a casa quando era il momento. Rinoncini. Si è sfogato. Scusate. E ha interpretato lo sfogo di ognuno di noi. Chiaro, cioè. Perché magari siamo qui davanti alle telecamere, ma quando siamo nei nostri paesi, quando ci arrivano certe comunicazioni, quando arrivano le notizie da parte del governo, quando leggiamo la Gazzetta Ufficiale, quando sentiamo la terza manovra, la quarta manovra, non sappiamo più neanche il conto, che sono tutte comunque sfavorevoli agli enti locali e quindi ai cittadini, le ripercussioni sono assolutamente direttissime. Questi sono gli sfoghi che fa in giunta, fa in consiglio comunale, cerchi di stendere i propri cittadini, ma dentro di te hai proprio un'amarezza, ma di più i tuoi cittadini ti hanno dato una responsabilità, ti hanno affidato il loro paese e tu hai fatto un programma concreto, ma nessuno di noi ha promesso grandi opere faraoniche, abbiamo promesso le manutenzioni, cose da tutti i giorni, accendere le luci dove si spengono, tappare le buche, fare le cose più semplici. Bene, non siamo autorizzati, noi non abbiamo i soldi, non siamo autorizzati a fare le cose semplici, quelle che un buon padre di famiglia farebbe nella propria famiglia. Questo è deleterio, è fuori dalla logica. Io vi capisco lo sfogo che avete questa sera e mi compiace anche perché siete tutti della stessa idea.
Cosa bisogna fare? Qui bisogna uscire da questa trasmissione nel nostro piccolo, che la gente ci ascolta, vi siete lamentati tutti, vi siete arrabbiati tutti giustamente, Jacopo Silva ha detto bisogna cambiare. Cosa bisogna fare? Al di là deve saltare il governo non salta perché la Lega non lo fa saltare, hanno degli interessi. Oggi per risolvere questo problema, professore Armando Casi, cosa faccio la telefonata se arriva Elisabetta dopo così non vi interrompo. Mezza salma tocca a te, scusami, perché dopo tu mi chiami domani e mi dici non mi hai fatto parlare, non vorrei mai che succedesse questo qui perché poi c'è la telefonata Elisabetta prima? C'è la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, vi parliamo da dove? Sì, buonasera, sono Pier Giorgio, telefono da Padova. Innanzitutto volevo ringraziarvi della chiamata che mi date l'opportunità di poter dialogare e dire la mia. Poi ringrazio anche i sindaci che sono la base di tutti noi cittadini, parlo naturalmente per Padova, che è veramente una città in difficoltà comunque per gli annessi connessi. Niente, il problema della politica in Italia, secondo il mio modesto parere, è perché appunto la classe dirigente a livello nazionale se ne frega dei sindaci, dei cittadini, anche perché l'importanza di tutto questo è partire dalla base. Vogliamo veramente risolvere il problema? Ok, li mandiamo a casa tutti e mandiamo i sindaci a governare l'Italia intera, perché i sindaci conoscono il territorio e i cittadini si fidano dei sindaci perché li hanno votati. Partiamo da qui, da questo. È veramente brutto vedere un anziano che apre un coperchio di una spazzatura per vedere dentro e andarsi a prendere il mangiare che c'è dentro una spazzatura. È veramente brutto vedere gente a spasso che cerca un lavoro e non ha una garanzia di trovarlo perché è stato licenziato e ha finito la cassa integrazione. Siamo veramente messi molto molto male. Parlo anche da tutore della legge in quale io faccio il carabiniere e mi trovo in primis a combattere una situazione di menefreghismo, una legge che c'è ma purtroppo non viene applicata perché per ogni clandestino che bussa alla porta della caserma si perde 2 ore per identificarlo, perché il clandestino tranquillamente chiede il permesso di soggiorno e come tale noi abbiamo l'obbligo di regolarizzarlo. Poi come si fa per mantenere questo clandestino? Vanno attraverso i comuni. E i comuni, chi è che li mantiene? I cittadini. I sindaci hanno l'obbligo di gestire questa situazione e non è facile, perché innanzitutto i cittadini hanno i loro bisogni. Vogliamo veramente iniziare da qualcosa di importante, iniziamo dalla base, dai sindaci. Sono loro che devono governare l'Italia. E facciamolo questa cosa. Grazie, buonasera. Grazie della telefonata, lui tra l'altro mi sembra capito che è un carabiniere, dunque credo sia una testimonianza davvero di tutto rispetto. Diamo una risposta anche a questa persona che ha chiamato, Marcello Mezzasalma, ti do la parola. No, mi fa molto piacere aver sentito proprio un carabiniere perché è quello che i carabinieri di Cittadella, che sono appunto competenti per il nostro comune, mi dicono spesso. Quando io nel 2004 sono diventato sindaco, naturalmente volevo cambiare il mondo. È una cosa che si fa sempre quando si inizia un'avventura, poi è il mondo che cambia te molto spesso purtroppo. Noi stiamo cercando di resistere, ma su questa questione clandestini, furti, atti di delinquenza, quello che mi hanno sempre detto i poveri carabinieri è quello appunto che sono esausti per colpa di questa burocrazia, perché quando noi troviamo anche un clandestino e lo portiamo in caserma, noi sappiamo che la nostra polizia locale sarà impegnata per tutto il giorno e poi se c'è una direttissima per il giorno successivo, per poi ottenere che cosa? Un'immediata rimessa a piede libero della persona che tornerà a fare quello che faceva prima. Quindi non ci sono grandi motivazioni. E anche qui il nostro governo, che si era impegnato per risolvere una situazione che veramente è abbastanza grave, mi sembra non abbia risolto un bel nulla. E questa è una cosa veramente grave, perché in un momento in cui ci sono anche grosse difficoltà per tutti, per l'economia, questo va ad aggravare ancora di più quello che è lo stato del vivere civile, del vivere comune, e molto spesso i nostri cittadini vengono a trovarci arrabbiati come quando fu per la questione dei clandestini, perché dicono ma se trovate le risorse per finanziare le guerre, per accogliere i profughi, che poi non sappiamo se sono tutti profughi, perché se fossero profughi non si discuterebbe, insomma ci sono anche tanti intrufolati, com'è che non trovate mai, diciamo, i fondi per poter dare una mano ai nostri figli che non trovano lavoro?
i corsi di formazione che cominciano a essere aboliti anche dalla Regione perché non ci sono più i fondi. Cioè ci stiamo veramente involvendo e questo non dà grande sicurezza. Io ti rifaccio la domanda a Marcello che l'ho fatto prima, che poi non vorrei essere anche ripetitivo. E quindi? Cioè, quindi se stiamo qui a parlare, a piangerci addosso, non ne veniamo più fuori, perché avete tutti ragione. Chiamiamo 2000 sindaci, avete tutti ragione. Io dico, usciamo con un progetto, con un'idea che i sindaci, che l'ANCI domani, quando si trova con i rappresentanti, con tutti i sindaci, andate in campo e battagliate con questo, perché se piangete tutti, siamo tutti d'accordo che avete ragione. Noi non siamo quelli che piangono, perché abbiamo fatto migliaia di proposte. Io ricordo solo quella dei sindaci del 20%. Diceva giusto il professor Mano Campione, andare sul campo di battaglia. Sì, ma guarda che noi l'abbiamo fatto, ma allora o usiamo gli strumenti della democrazia oppure ci poniamo fuori dal sistema che vogliamo difendere, che è il sistema della democrazia. Noi, quella volta famosa del 20%, avevamo trovato una soluzione concreta, ma fu stoppata dalla Lega perché avremmo tolto a loro il famoso ius prime noctis su questo federalismo, che è l'unica ragione della loro esistenza e che sta dimostrando che invece sta facendo acqua da tutte le parti. Io credo che bisogna essere più concreti e smettere di guardare solo il piccolo interesse di bottega. Io da anni, e tanti sindaci lo stanno facendo, che predico la grossa coalizione come la Germania che ne è venuta fuori. Quindi smettiamolo di fare solo i partigiani, cerchiamo di unire le forze per fare qualcosa di positivo. È chiaro che in questo momento c'è bisogno di un segno di discontinuità e ti parlo come persona che dovrebbe sentirsi rappresentata da questo governo, ma che è in grossa difficoltà perché non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io per primo, ma anche altri colleghi, cito Gavin per esempio del Comune di Grantorto, che è amico fraterno e diciamo anche, voglio dire, compagno di questa avventura di nuova coalizione civica per le persone. Cioè eliminiamo il fatto di appartenere e di avere idee diverse, cerchiamo di unire le forze perché i nostri cittadini, le buche, le problematiche non sono di destra, non sono di sinistra, non sono di centro, hanno bisogno di buona volontà e non capisco perché nei comuni ci si riesca sempre più, si facciano delle cose molto positive, si uniscano le forze e apprezzo anche tutto quello che ha detto Silva perché poi se mi lasci un minuto parlerò anch'io di quella riforma elettorale che per me è sempre la chiave di volta per tutto questo. Uniamo queste forze ma lo facciano anche al governo, cioè in questo momento se c'è bisogno di un segnale di discontinuità rimangano anche invariate quelle che sono le posizioni uscite dalle urne, ma qualcuno prenda su di sé la responsabilità di dire faccio un passo indietro e metto una grossa base che faccia quelle riforme necessarie per rilanciarla questa economia. Poi io sono un piccolo sindaco di campagna, lancio le mie proposte, lancio le mie idee, ho detto anche quella per esempio del rientro di quei capitali famosi, ma ce ne sono tantissime altre, quella delle frequenze sarebbe molto bella perché non toccherebbe assolutamente i cittadini comuni, andrebbe a toccare chi vuole investire, dando anche a chi vuole investire delle certezze per la libera informazione. Ecco, quindi una grossa coalizione all'italiana che evitasse di polemizzare e di continuare a fare tutto questo tipo di politica che è solo do addosso a Tizio e a Caio cercando quali sono i servizi privati per distruggerlo perché sta distruggendo il paese. Riforma elettorale, l'unica cosa, ti prego solo di lasciarmi dire questo, fintanto che noi gli onorevoli non li eleggeremo tramite la base, ma li faremo eleggere dalle segreterie di partito, avremo degli onorevoli che si disinteressano del territorio, che cercheranno solamente di compiacere il capo di turno affinché lo inserisca in una posizione utile per salvare la propria cadrega. Questa è la cosa fondamentale, quindi se ridiamo un senso alla democrazia e facciamo capire che tu stai votando Tizio, se Tizio si comporterà bene con te, tu lo rieleggerai cittadino libero e democraticamente, se Tizio si comporterà male lo sostituirai, ma finché togliamo ai cittadini questa possibilità, i cittadini si toglieranno dalla politica e ho timore che in futuro, se non daremo queste risposte, ci potranno essere anche delle situazioni non tanto piacevoli. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sei pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Riosa di Marghera. Prego. Io sono anche presidente del coordinamento delle associazioni Alzheimer del Veneto, con sede a Padova. Delle associazioni non ho capito bene. Sono presidente del comitato di coordinamento delle associazioni Alzheimer di Padova. Alzheimer, abbiamo capito, prego. E allora, tanto complimenti per la trasmissione, io vi seguo sempre. Veramente. Ponevo ai sindaci due cose, cioè la prima, io lunedì prossimo sarò in audizione alla 5ª commissione nella regione Veneto, di cui affronto questi problemi che vedo le loro difficoltà come in tutti. Quindi pono proprio la difficoltà in cui si trovano i sindaci, i comuni, dove noi chiediamo, cioè, e chiedo a loro, in quali condizioni voi siete per poter garantire l'assistenza domiciliare,
per l'handicap, per gli anziani e per i malati Alzheimer 3 anni fa rispetto a oggi e quello che sarà domani. Penso che siete in grosse difficoltà a mantenere l'assistenza domiciliare come era prima e noi vediamo i familiari con grosse difficoltà e le famiglie sempre più povere e il dramma che vivono, disoccupati anche. Noi come volontariato, io da 23 anni che faccio volontariato a 0 euro, sia chiaro. Oltre a questo, siete a conoscenza, i sindaci, che la Regione per l'assegno di cura è ancora in liquidazione il primo semestre 2010. Chi ha una badante, chi ha delle spese, come affronta questo problema ulteriore, visto che danno responsabilità ai sindaci di liquidare poi questa? Quindi mi metto nei loro panni e noi faremo la nostra battaglia in regione sul tavolo permanente Alzheimer. Grazie della telefonata, è stata un'altra testimonianza che si aggiunge a quelle che stanno chiamando questa sera. Sono telefonate davvero molto interessanti perché questo ha posto un problema, mica Roman, ha messo il dito delle piaghe più sulla dolorose dice, di questi anni. Io raccolgo la gente che viene lì che ha dei problemi, immagino voi sindaci che dovete aiutarli, questi ammalati, in questo caso di Alzheimer e tant'altri. Avete dei grossi problemi? Ci troviamo con le spalle al muro anche perché il numero di persone che si rivolgono a noi aumentano sempre di più, perché diminuendo le capacità economiche delle famiglie e noi siamo sempre più, come dire, a inseguire soluzioni che poi in realtà non riusciamo a trovare, cerchiamo di parare i colpi, di coprire, di individuare le situazioni più estreme e di aiutarli per quello che riusciamo a fare. E poi c'è anche questo meccanismo perverso dei soldi che alle famiglie devono arrivare ma non arrivano. Arrivano un anno dopo, 6 mesi dopo e lo stesso meccanismo viene utilizzato ad esempio anche per quanto riguarda le scuole paritarie, nel senso che noi abbiamo un grossissimo problema perché le scuole paritarie, che sono la colonna portante della prima fase di scolarità dei nostri ragazzi, soprattutto qui nel Veneto, vengono finanziate con fondi che vanno a pagare adesso le spese che hanno sostenuto un anno e mezzo fa e vengono impiccati. Anche loro sono in estrema difficoltà, anche loro si rivolgono a noi. Professor Ermanno Casa, prima la pubblicità mi aiuti a risolvere un problema, non ci capisco più nulla. Io lancio una sfida che non è molto concreta, però potrebbe essere anche una sorta di scommessa. Facciamo un referendum e mandiamo a casa il governo. So che legalmente o a livello di, come si dice, giuridico? Sì, costituzionale non esiste, ma è simbolico e direi che è un simbolo forte. E credo che avremo non 500.000 firme, forse avremo qualche milione di firme. Ecco. E una cosa che volevo tornare prima sulla questione, hanno bloccato i fondi dei comuni, eccetera. Chi li ha bloccati? Il Ministro delle Finanze. Allora, secondo la teoria di Guido Carli, che era un famoso presidente della Banca d'Italia, illuminato, che portò la lira a una stabilità e prese anche il premio mondiale per la stabilità della lira allora, ed eravamo ricchi pur la lira essendo povera. Diceva che il denaro vale nella misura in cui gira, cioè più il denaro gira e più crea ricchezza. Ora, se il governo blocca decine di miliardi di euro e li tiene fermi, vuol dire che non ha capito niente e questo è il nostro Ministro delle Finanze. Deve andare a scuola. Quando va a scuola e impara qualcosa, allora lo mettiamo Ministro delle Finanze. Perché se no abbiamo i ministri che... Ma la domanda che le faccio, è vero, ma è proprio così ignorante il Ministro delle Finanze da non capire questo o lo fanno apposta? Non riesco a capire dov'è il È la vecchia domanda, se lo sei o se lo fai? Se lo sei o se lo fai. Allora, guardi, dove non lo fanno, lo sono. Che è più grave. Ma guardi che noi abbiamo il Ministro come si dice, il Ministero dello Sviluppo Economico, Romani, che è un ex dipendente di Mediaset. Abbiamo il Ministro delle Finanze che è
il commercialista di Berlusconi. Che almeno sono commercialisti dipendenti, ci sono delle altre situazioni Sì, più ma imbarazzanti che non scusate, vorrei ma citare. i commercialisti hanno una grande funzione, quella di sistemare la contabilità. Ma se io prendo un qualsiasi, non vorrei offendere i commercialisti, se io prendo un commercialista, difficilmente riesce a mandare avanti un'azienda. Il commercialista ha tutta un'impostazione sua di corretto gestione delle cose, ma l'imprenditorialità o la politica è diversa dal fattore, diciamo, di controllo. Quindi sono state scelte delle persone che andavano comode, mi vanno bene, non vanno bene al paese, vanno bene a me. Poi, peraltro, questo ministro Tremonti si è anche ribellato e quindi adesso non va più neanche bene lui. Ne troveranno un altro, probabilmente troveranno un altro commercialista di casa, sotto casa. No, perché si è allontanato nel momento in cui votavano e quindi è stato uno sgarro, diciamo, al Presidente. Adesso vado in pubblicità, solo poi Jacopo Silva. Mentre Salmo per fortuna ha già parlato e già portato via il suo tempo, quindi possiamo andare in pubblicità, Elisabetta, tranquillamente, ricordando i numeri per interagire con noi. Chiameremo anche i telespettatori che ci hanno già chiamato allo 049 80 777 53. Rimanete con noi che torniamo tra poco. Però abbiamo in collegamento da Roma la dottoressa Paola Pagliara, dirigente della Protezione Civile. Buonasera signora Paola. Buonasera a tutti. Allora, com'è questo satellite? Ci può raccontare qualcosa? Sì, allora, gli ultimi dati che pervengono dalle agenzie spaziali internazionali, quindi compresa la NASA, portano ad una previsione di rientro in atmosfera alle ore 5:30, ore italiane. Con un'incertezza che va dalle 3 alle 8 di questa notte. Il passaggio sull'Italia era previsto dalle 3:30 circa fino verso le 4, quello è ancora confermato nella fascia di possibile interessamento che era stata già prevista. Ciononostante, vista la vicinanza proprio con la fascia di incertezza data dai dati della NASA, non si esclude che con la prossima previsione che avremo fra circa un paio d'ore, addirittura l'Italia possa uscire fuori dalla possibile area di interesse del rientro dei detriti. Ecco, ma ci sono delle probabilità, lei sta dicendo che praticamente per fortuna l'Italia non dovrebbe cadere nulla, però in percentuale quante percentuali dà che non possono cadere nel nostro paese e cadono fuori, insomma? Guardi, fino all'ultima previsione era dato dell'ordine dell'1%, nell'ultima previsione non è diciamo citata una probabilità, ritengo che comunque non possa essere considerata più o meno dello stesso ordine di grandezza, però non è espressamente citata. Io credo che veramente con la prossima previsione la possibilità che l'Italia venga esclusa da questa E dove potrebbe arrivare? Croazia? In che stato potrebbero arrivare questi pezzi di satellite? Guardi, la traiettoria che interessava l'Italia interessava effettivamente anche la Croazia e la Grecia, ma se questa traiettoria non è più interessata, non interesserà più neanche quegli altri paesi e quindi si sposta proprio in altre parti del mondo che al momento non sono presenti nella nostra previsione. Ecco, l'ultima domanda, dottoressa, volevo chiedere così, non so se è una domanda pertinente, però si sa quanto pesano questi frammenti di satellite? Cioè dal più pesante si diceva da 6 etti a 100 kg, ecco, quant'è il peso minimo e massimo che voi potete individuare oggi a quest'ora? Sì, no, questo si è saputo fin da subito perché la NASA ha comunicato da subito le dimensioni dei 26 frammenti che probabilmente non si sarebbero dissolti e appunto il più grande era di 158 kg e che avrebbe viaggiato a una velocità di circa 158 km/h e il più piccolo era
di circa 6 centimetri e 600 grammi, mi perdoni, e avrebbe viaggiato a una velocità di addirittura 400 km orari. Quindi con diverse densità, diversi materiali che erano previsti, ma questi erano stati già dichiarati, sì. Perfetto, grazie dottoressa. Prego. Grazie, ringraziamo che avete capito l'Italia, molto probabilmente per fortuna degli abitanti d'Italia. Io mi auguro che neanche gli altri paesi cada, mi auguro che cada in mezzo alle montagne, alla campagna o al mare. C'è pochissima possibilità che questi pezzi di satellite entrino nel nostro territorio, specialmente nel nord-est, come si era parlato sia in mattinata sia nel tardo pomeriggio nei dati della protezione civile. Ravazzolo, siete tutti contenti quindi che non abbiamo altre spese da... Meno male, vero o no? Ravazzolo, l'ho interrotto prima della pubblicità. Si parlava prima un po' della pagella dei ministri, se sono bravi, meno bravi, se sono capaci di fare il loro mestiere, però a mio avviso c'è un altro aspetto da vedere prima, perché è normale che la gente se la possa prendere con quel tal ministro o quell'altro a seconda della delega, del compito, della responsabilità. Però io vorrei ricordare che poi alla fine è il leader quello che deve fare la sintesi di una squadra. Esempio, noi abbiamo i nostri assessori. Ma io domani mattina non mi metto a dire, se la gente dice hai quell'assessore che fa schifo, sta facendo degli errori eccetera, dire sì è vero, è colpa sua, non è mica colpa mia, quello è uno della mia squadra, gli ho dato delle deleghe, alla fine lui sta facendo il lavoro di una squadra, l'amministrazione che rappresento. Lo difendo se è da difendere, lo cambio se non funziona, ma non si può fare come da mesi succede, che Berlusconi quasi sembra che Tremonti non sia affar suo, che è un altro, che lui fa le cose però è bloccato dal ministro. Cioè, anche questa è assunzione di responsabilità. Se si assume la responsabilità di guidare una squadra, l'allenatore se la assume per tutti i giocatori che poi sono giù in campo. E questa è un'altra anomalia un po' strana, oltre al fatto della legge elettorale, che non sono scelti ovviamente. E poi c'è un altro aspetto che abbiamo, secondo me, un po' tralasciato. Una volta chi assumeva determinati ruoli aveva fatto, chiamiamola la gavetta o il cursus honorum, quindi faceva esperienza sul campo. In questo momento abbiamo moltissimi dentro il Parlamento che non sanno di cosa stiamo parlando. Io ho dei deputati che mi hanno chiesto 6 mesi fa cos'è il patto di stabilità. Ho detto guarda che l'avete votato, ti dico la verità, noi non sappiamo come funziona il patto. Allora se qualcuno deve votare, deve essere consapevole delle scelte che fa, forse prima deve conoscere la materia dove è chiamato ad essere responsabile, però non è normale, perché non funziona così. È normale che non lo sappiano, perché non vivono a contatto. Non penso che sia normale. Adesso io credo non sanno tante cose. È normale una non cosa. può essere normale. Io non pretendo che un deputato conosca tutte le materie è un eufemismo mio, è normale perché non si impegnano nemmeno a capire. Sì, no, ma voglio dire, io posso anche capire, insomma, un deputato non è che può essere un tuttologo, un onnisciente, nessuno di noi lo è, ci mancherebbe, però un tema come questo, che è un tema nodale, fondamentale, proprio nell'approccio tra la pubblica amministrazione, i cittadini, e tra il senso che ha a fare politica in questo momento e gestire il bene pubblico. Un politico che è un deputato non può non saperlo. Io sono, ti giuro, sono sempre ingenuo. Telefonata poi Jacopo Silva. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera. È sconvolgente. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, io sono Verena e parlo dal comune di San Donà di Piave. Prego. Prego. Scusi perché risentivo. Io sono una dipendente di un comune in provincia di Venezia e vorrei portare la voce di noi donne. Noi donne della pubblica amministrazione abbiamo dato il nostro piccolo sacrificio. Io sono una giovane dipendente e vorrei ricordare che a noi è stato aumentato il periodo in cui andremo in pensione senza che nessuno di noi abbia manifestato, senza che nessuna di noi sia andata in piazza. Abbiamo subito, come da sempre subiscono le donne in Italia. Donne che non abbiamo aiuto per quanto riguarda gli anziani e donne che abbiamo ben pochi aiuti con i nostri figli, con i nostri bambini. Io trovo che sia increscioso quando lavoro nella pubblica amministrazione avere sopra di me un capo, perché il governo per me è anche il mio capo, che non mi dà il buon esempio. Cioè non possono pensare che noi che lavoriamo tutti i giorni, io sento che il governo è colui a cui devo rispondere, è colui praticamente a cui io devo dimostrare di far bene il mio lavoro, non dimostra altrettanto. Cioè non si può pensare che solo noi dobbiamo fare i sacrifici
e loro possono invece continuare ad essere la solita casta, perché viene a mancare quel rapporto di fiducia, quel rapporto che stimola noi lavoratori nel dire sì, è vero, tu che sei il mio buon padre di famiglia mi dimostri che i sacrifici li stai facendo anche tu e io ho lo stimolo e la voglia di continuare a fare e fare del bene di quello che sto facendo. Altrimenti, se viene a mancare questo, noi giovani che abbiamo la buona volontà di lavorare, io sono una ragazza laureata, giovane, ho fatto i miei sacrifici e penso di fare il mio dovere quotidianamente, se mi vengono richiesti dei maggiori sacrifici io li faccio, ma non devo essere solo io a dimostrarli di volerli fare. Chi mi sta sopra, il buon padre di famiglia, come dice il codice civile, come ci ha insegnato la morale, deve dare il buon esempio, altrimenti anche la pubblica amministrazione, anche i giovani perdono la fiducia e noi siamo i primi che poi abbiamo un rapporto diretto con i cittadini ed i cittadini hanno perso la fiducia molto spesso in noi dipendenti perché il ministro Brunetta ci ha completamente dissacrati. I cittadini arrivano molto spesso partendo dal presupposto che noi non abbiamo voglia di lavorare semplicemente perché lui ci ha sempre costantemente dissacrati, quando invece nella pubblica amministrazione e soprattutto noi che siamo in primis a lavorare con le persone che vengono, piangono, si disperano, siamo i primi che dobbiamo in silenzio ascoltare queste persone e non possiamo sempre partire dal presupposto che questi ci dicono voi non avete voglia di fare, voi non avete la disponibilità, perché? Perché effettivamente questo è ciò che passa per i cittadini, quando in realtà non è così, non è sempre così, non è possibile che di fronte a 5 pensionamenti si possa assumere una sola persona. Ormai nei piccoli comuni c'è una persona per ufficio. Noi non abbiamo 10.000, 5.000, 300.000 dipendenti dove si possono applicare le stesse norme che ci sono a livello statale. Loro ragionano e fanno le norme non considerando che gli enti pubblici piccoli, che i comuni di 10, 15, 20.000 abitanti non hanno le disponibilità economiche né le disponibilità del personale come c'è a Roma. Le norme non possono essere uguali. Certo, è stata molto Posso chiara. invitare un applauso? Sì, no, le stavo dicendo, mi ha rubato, ringrazio la nostra telespettatrice da Sandona a Giusto Elisabetta, perché è l'unica telefonata che abbiamo passato, ce ne sono ancora molte da passare, che sono significative, sono di persone che telefonano con delle richieste e delle proteste in questo caso, a voi sindaci. E siete voi il merito di questo, e siete voi che avete un potere, io dico voi, quelli che sono qui, ma parlo a tutti i sindaci, un potere enorme da domani decidere cosa poter fare, non solo il governo. Non tocca a te, toccava a Jacopo Siglia, perché altrimenti... Cosa importante che secondo me poi si perde, lei direttore ha più volte richiamato l'attenzione su cosa fare poi, se no altrimenti si rimane nell'elenco del... quindi. Certo, e ha perfettamente ragione, è uno spirito anche molto concreto, come nel mondo del lavoro, no? Fine delle lamentele, cosa possiamo fare? Senta questa riflessione che volevo condividere con voi. Le tante telefonate ascoltate, pensiamo all'immigrazione, un dramma, le condizioni di oggettiva insicurezza nelle quali vivono i nostri anziani in quartieri abbandonati e ci continuano a raccontare che non si può fare niente perché è un epocale sconvolgimento, ma in Francia, in Germania, in Inghilterra, ma come fanno? L'unico giudizio, vedendo le cose come vanno, che mi viene in mente è che questi sono dei veri incapaci. Questi che ci stanno governando sono solo degli incapaci. E lei però, direttore, dice, ma allora quindi cosa facciamo adesso? Guardi, se fossimo in azienda, li licenziamo. Ma proprio articolo 18, non articolo 18, degli incapaci di questo genere si mandano a casa immediatamente. Avete anche più facilità per via della... Però abbiamo anche detto, questi a casa non se ne vanno, non se ne vanno. E perché sono attaccati alla poltrona e tutto il resto? Bene, io volevo solo portare questa riflessione che trovo molto importante. Non è mica un problema se non se ne vanno, hanno un contratto a termine, come i precari, se non vanno quest'anno andranno l'anno prossimo e se non vanno l'anno prossimo andranno quello dopo. Allora, siccome abbiamo molta voglia del nostro futuro, il futuro è lungo, dobbiamo fare un sacco di cose, non è un problema, cercheremo di farle andare via subito, ma sappiamo che prima o poi se ne andranno. E allora qual è la cosa che bisogna tornare? Jacopo Silva che i politici sono l'espressione dei cittadini. Appunto, è qui che vorrei arrivare ed è questa proprio la riflessione sulla quale vorrei concludere. Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare ad appassionarci alla politica, dobbiamo tornare ad aver voglia di fare un'Italia più bella, dobbiamo tornare ad aver voglia di fare i banchetti di tutti i colori, io non ho un colore particolare, non mi interessa niente, ma vorrei vedere la gente tornare. Per troppi anni ci hanno raccontato che la politica non era affare nostro, ma che arrivava un tizio, uno bravissimo, che sistemava tutto, l'uomo salvatore della patria.
che ha salvato forse solo se stesso e mi pare che si è messo anche in mezzo ai guai anche troppo. Ma voglio dire, forse bisogna tornare alla politica della gente, alla gente che ha voglia, a quelli che questa sera, ed è bellissimo, ci ascoltano da casa e vogliono passare una sera con noi, perché sono come in qualche modo qui con noi, a pensare a come cambiare le cose, a quelli che, insomma, io penso che la prima risposta che voglio dare al suo quindi, il quindi è: abbiamo pazienza, il futuro arriverà, è nostro e ci vogliamo fare un mondo più bello. Torniamo a occuparcene, torniamo al piacere della politica, torniamo alla politica nelle sagre, nelle piazze. La politica, quella di Jacopo, tutti. c'è tempo? C'è tempo, ma quella politica di Perché tutti. se aspettiamo 2 anni... Che hanno voglia di... Speriamo che ci siano questi 2 anni, abbiamo un po' di fiducia, dai. Se non se ne vanno subito, se ne andranno tra 2 anni e speriamo di averla Jacopo, in 2 anni se non vende non va certo, bene. È un Cosa dramma fa? se non se ne vanno presto, però voglio guardare le cose con fiducia, dico torniamo alla politica che ci appassiona tutti, a quella voglia di fare le cose, smettiamo di farci dire che arriva uno da lontano e sistema tutto per noi, rimbocchiamoci le maniche. Se c'è questo, non si preoccupi, tra 2 anni se ne vanno a casa tutti e li mettiamo con degli altri che abbiano dimostrato quello che sanno fare. Se il popolo è unito tutti insieme, certamente. Telefonata a Roma, no, guarda Roma, telefonata, poi c'è Mezza Salma, perché se Mezza Salma Sarabia sono affari seri per tutti noi. E se cambia squadra poi, esatto. Sentiamo che abbiamo al telefono, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, direttore. con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera direttore, sono Antonio da Roma, ben trovati. Prego, grazie Antonio. Allora, innanzitutto complimenti all'editore, professore Casen, perché veramente ha avuto il coraggio di denunciare una cosa come quella delle frequenze, che da editore le posso garantire non è una cosa facile a farla, e che non tutti hanno il coraggio, specialmente proprietari di piccole TV private, di farlo, e questo è un fatto che merito. Volevano, sperando di non abbassare la qualità delle telefonate che sono state fatte, specialmente quelle della dipendente comunale e della Presidente dell'Associazione Alzheimer, provare a rispondere al perché che giustamente voi vi ponete su come mai ci sono questi tagli che sono ovviamente oltre ogni ragione, perché sono dei tagli esorbitanti. Partendo anche dallo spunto da quello che aveva detto il sindaco Ravazzoli, giustamente sulla contraddizione di un atteggiamento tra un Presidente del Consiglio, tra quello che dovrebbe essere il capo della squadra e nei confronti di un componente della squadra. E provo a fare un'ipotesi che, di verità, l'ho fatta a Roma al senatore Gramazio, ex compagno di partito del sindaco Ravazzoli, il quale, malgrado avesse l'approvazione giornalista che mi ha un po' fatto spallucce. La mia ipotesi è questa: non è che per caso la Lega, quindi Bossi, Calderoli, facendo leva sul ministro Tremonti, quindi avendo una capacità, si è vista, di ricatto, è facilmente ricattabile il nostro Presidente del Consiglio, tenta in qualche maniera di strozzare comuni e regioni per anticipare la riforma federalista e quindi far sì che praticamente possano subito dal 1° gennaio andare quelle imposte a livello locale, fiscale, tipo l'IMU, che vorrei anche sapere cosa pensassero. Per cui di fatto, questo lo dico perché sentì una dichiarazione di Calderoli proprio ultimamente, in una di quelle giornate, in cui proprio ci fu riportò una richiesta da parte di alcuni comuni di anticipare questa riforma fiscale federalista fatta dalla Lega, quindi anticipare anche rispetto a provvedimenti come quello dei costi standard, che sono molto complicati da definire e quindi che la Lega cerca appunto di portare avanti. Questa è l'ultima e finisco subito. Tale chicche di questa manovra finanziaria, vorrei sapere, ho sentito una critica del sindaco Fontana della Lega, giustissima, che vi costringe ad essere praticamente degli esattori fiscali, cioè voi doveste combattere l'evasione fiscale nel vostro territorio. Cosa ne pensate anche di questo? Grazie. Certo. Adesso risponderemo prima, signor Antonio, mi sembra Antonio, vero Elisabetta, da Roma? È collegato, signor Antonio? Mi sono collegato, direttore. Si è collegato, lei da Roma città? Sì, ecco, le faccio un complimento perché conosce bene. Il sindaco Ravazzolo diceva Ravazzoli, però vuol dire che ci segue, perché uno dice magari è un amico di Ravazzolo, allora... No, assolutamente. Io sono un appassionato di politica, come diceva il dottor Jacopo. Ho 48 anni e seguo la politica da quando ho 13 anni. E ci fa piacere che ci segua da Roma e conoscendo già tutti gli ospiti che abbiamo in studio, quindi grazie e continui a seguirci, va bene? Grazie, arrivederci. Grazie. La risposta a Ravazzolo e ha detto Fontanio, non ha detto Mezzasalma, ha detto Fontaniva, lo stesso, era una battuta. Ravazzolo. Sì, è un po' quello che si diceva, cioè quindi è un po' difficile poter pensare di riuscire ad andare avanti in questa maniera
con un meccanismo un po' come raccontava anche il telespettatore. Io penso che qui c'è la svolta, la provocazione che veniva prima era anche quella di dire vabbè, allora come facciamo a cambiare, non abbiamo tempo per aspettare, quindi quasi come dire sindaci datevi una mossa, cercate di cambiare voi le cose. Io dico, ci sono 40 sindaci che sono anche deputati, mai come questa volta il Parlamento aveva una rappresentanza di sindaci, come mai poi i sindaci quando sono arrivati in Parlamento non hanno avuto la forza di portare a casa determinate istanze dei sindaci? Allora non è automatico che vestendo la fascia di sindaco diventi poi il difensore degli interessi locali, dipende probabilmente dal contesto in cui ti trovi. Io immagino che all'interno del Parlamento purtroppo la componente partitica in questo momento sia molto più deleteria che non il fatto di essere magari sindaco e anche Già deputato. uno che sindaco io non lo manderei in Parlamento, No, infatti secondo me non dovrebbe andarci, però Marcello, a dire queste cose ti fanno fare una brutta fine, perché ci sono sindaci parlamentari che poi sono permalosi. Sì, vabbè, però non ho mica detto niente di male. Sto scherzando naturalmente. No, io quello che voglio riprendere è quello che diceva prima Silva, perché secondo me è molto bello, quando lui parlava proprio del contratto a termine. E qui dobbiamo svegliarci noi tutti, ma non tanto i sindaci quanto i cittadini, perché devono fare delle valutazioni serie, soprattutto riguardo a chi poi andranno ad eleggere, se sarà data loro la possibilità di eleggerli. E se non sarà data la possibilità di eleggerli perché rimarrà questa porcellum, cercheremo o di votare qualcosa di diverso o di non indicare quei simboli che hanno raccontato tante favole e poi hanno concretizzato un bel nulla. Quindi è importantissimo che trasmissioni come questa vengano seguite e soprattutto che continuino ad esistere, perché senza questa informazione libera io credo che siamo tutti rimbambiti di fronte ai telegiornali preconfezionati per poterci fare agire come chi tira i fili vuole che noi agiamo. Quindi ben venga questo e si difenda soprattutto la libertà delle piccole emittenti, perché andando in giro per le varie emittenti, facendo i telegiornali locali, facendo qualche trasmissione, mi rendo conto che gli editori hanno questo grosso problema delle frequenze e stanno veramente soffrendo questa situazione. Piccola, un po' più magari media. Piccola, media, io no, non dico adesso... come lavoro io. No, ci mancherebbe, nel senso... Mi prendo un po' di merito, ci vedono a Roma, a Napoli, chiaro. Non lo sai perché non ci vedo in Toscana, perché c'è ancora l'analogico, non c'è il digitale. Ci riesce ancora ad arrivare. Piccola, al manco una situazione media. Piccola nel senso che va avanti con le forze degli imprenditori sani. Nei paesi, no, comunque questo, ecco, a parte questa giusta valutazione, se mi sono d'accordo. Prima ti avevo chiesto la parola perché ho apprezzato tantissimo la dipendente del comune di San Donà o del comune vicino che appunto ha detto queste cose, perché è quello che esattamente penso anch'io. Perché quando sento parlare Brunetta veramente a volte mi si accapona la pelle, perché fare la propria fortuna mediatica sulla pelle dei dipendenti secondo me non è una cosa bella. Non è una cosa bella, l'ho sempre pensato, continuerò a pensarlo, soprattutto alla luce di come si comportano i dipendenti del mio comune, ai quali io voglio fare un elogio pubblico, l'ho fatto in svariate occasioni e continuo a farlo, perché mandano avanti, senza le sostituzioni per i pensionamenti, tanti uffici e tante competenze nuove, per i quali veramente stanno facendo i salti mortali. Cioè da noi c'è gente che veramente non riesce nemmeno a fare le ferie ed è in arretrato, c'è gente che le 36 ore le conosce solo perché dovrebbero essere queste e invece ne fa molte di più. C'è quindi tutto questo stereotipo. C'è molta gente brava, insomma. Ce n'è molta di brava, molta che si impegna, molta che sta vicino ai cittadini e questo atteggiamento di assoluta denigrazione del dipendente pubblico ha creato solamente più arroganza in quei cittadini che non riescono ad avere una valutazione serena, magari sono arrabbiati per fatti loro, vengono presso i municipi, trattano male questa povera gente che invece ci mette l'anima e che se non riesce a darti una risposta nell'immediato non lo fa per cattiva volontà, ma perché ha un sistema burocratico difficile. C'è qualche ufficio, qualcuno che... Ma come nelle imprese private, presumo, non credo che tutti siano degli Einstein o degli Stakhanov. Guardate che è questo che è merito di voi sindaci, perché oggi i sindaci di oggi hanno dato che velocità negli ambienti di lavoro. Io ti posso dire che i dipendenti, io ho vissuto anche da assessore, quindi ho visto un po' l'evoluzione anche dei nostri dipendenti. Non ho mai visto un dipendente che vuole mettersi contro l'amministrazione, anzi, la cosa che è più grave è che addirittura con queste ultime manovre stanno cercando di introdurre anche ad esempio il blocco della 13ª nel caso in cui non si rispetti il patto, quindi per cercare, visto che non riescono a immobilizzarci con tutti quei laccioli di cui parlavamo, di bloccare anche i dipendenti affinché siano loro a paralizzare perché sennò non mangiano più. Insomma, telefonata, quindi... Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Luciano da Mantova. Da Mantova, prego Luciano. Ecco, io voglio dire due cose che non ho mai sentito da nessuno, che se le dicono anche gli altri a me fanno piacere. La Lega non ha capito che dopo la vittoria sulle regionali sono scappati i Fini e i Primi. No,
perché hanno preso paura. Se loro avessero fatto cadere il governo subito, immediatamente, avrebbero preso più del 30%. Adesso se prenderanno il 5%, ve lo dico io, sarà tanto perché noi siamo disgustati, primo. Secondo, la crisi. Ma da dove viene la crisi? L'America per fare la guerra in Iraq ha speso 1 miliardo di miliardi, qualcosa di più. E essendo in crisi l'America non riesce più a comprare i prodotti che facevamo noi, la Germania e la Francia, e ha messo in crisi tutto questo mondo occidentale, perché mi risulta che in Cina, in India, in Brasile stanno meglio di noi. Grazie, buonasera. Adesso rispondiamo un po' più complesso il ragionamento dell'ultima parte. Nella prima parte invece con la Lega, il professor Mannocase cosa dice? Ha detto praticamente la Lega se andava contro il governo lo faceva saltare, oggi avrebbe una quantità enorme di voti, invece come si è comportata li perderà quasi tutti. Mi sembra di aver capito che il concetto è questo. Sicuramente il fatto di differenziare la propria linea politica da quella del leader oggi, del Presidente del Consiglio, gratificherebbe di più la Lega. Oggi la Lega non fa una politica sufficientemente chiara, salvo proporre il solito slogan della secessione o della Padania. Però diciamo, dietro non c'è un contenuto che sostenga questa idea. E quindi la gente si rende conto che la proposizione può essere anche appetibile, ma non ha tempi reali per realizzarsi, e quindi sicuramente c'è una perdita del consenso popolare. Io volevo fare un altro discorso, siccome il nostro presentatore, il nostro conduttore continua a insistere sulle cose concrete. Cosa facciamo? Allora, io non sono un politico, però metto a disposizione, e questo naturalmente il nostro direttore poi se ne prenderà carico, ne ha già abbastanza di cariche, quindi gliene diamo un'altra, metto a disposizione uno spazio, una fascia quotidiana, solo ed esclusivamente per i sindaci e per le amministrazioni locali, in modo tale che loro ogni giorno parlino ai loro cittadini e espongano in tempo reale tutto quello che succede e li aggiornino, perché attraverso l'informazione possiamo creare consenso. Diversamente quello che stiamo facendo stasera è meritevole, ma è l'ennesima lagnanza che non porta a conclusioni positive, cioè mobilita la gente, però hanno bisogno di risposte. Lasciando ai sindaci la possibilità di meditare, di fare delle proposte concrete e di riunirsi, io propongo la nostra emittente come punto di riferimento perché possa essere lanciato questo messaggio. Io sono obbligato a farla, editore, signor editore. Perché sennò... Chiedo solo un permesso prima della pubblicità, se posso prendere come segretario Marcello Mezzasalva, non mi dà una mano. Non c'è dubbio. Va bene, lei si prende anche lei l'onere insieme a me di darmi una mano. Possiamo creare un comitato che facciamo un comitato di autogestione di questo spazio. Con Marcello Mezzasalva, mio segretario. È un onore per me. Andiamo in pubblicità, Elisabetta, ricordiamo i numeri. Potete continuare a chiamarci allo 049 80 777 53 oppure mandarci gli sms al 345 33 41 171. Torniamo tra poco. Rieccoci, ovviamente ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci chiamano, che mandano messaggi, vuol dire che la nostra emissione interessa a loro, ma soprattutto dovrebbe interessare anche un po' tutti perché è quello che stiamo vivendo e che stanno vivendo oggi a livello politico in Italia. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da Gonzaga, provincia di Mantova. Prego, il nome non l'ho capito, chiedo scusa. Butturi Gianni, da Gonzaga, in provincia di Mantova. Bene, mi dica. Butturi Gianni. Sì, dica pure Gianni. Dunque, allora, primo punto dovrei dire una cosa. Un attimo, ascoltatemi bene. Qui abbiamo un presidente che è tutto fuorché un presidente del Consiglio che deve andare a casa subito, lui e i suoi leghisti, tutto il suo popolo di indagati e corrotti. Prima, e poi, seconda roba, ci vuole un governo credibile per il Paese, che sia un governo per le riforme, per i giovani, per il precariato, non che pensi solo al berlusconismo. Per 15 anni siamo schiavi di un dittatore che non siamo capaci di liberarsi. Qualcuno faccia qualcosa.
alla sinistra le opposizioni si devono muovere assieme al popolo. Perfetto Gianni, è stato chiaro, ho fatto un annuncio, dunque la gente lo sta ascoltando e poi questo annuncio sicuramente sarà preso in considerazione da chi di dovere. La domanda la faccio a Roman, su quello che ha proprio detto il telespettatore, così diamo anche una risposta. Però Berlusconi l'ha eletto il popolo con 2, 3, 4 milioni di voti, voglio dirvi, non è che sia andato lì con la pistola o via discorrendo, adesso non voglio... è stato eletto dai cittadini democraticamente, se non hanno tarato le... No, ma sicuramente è stato eletto, ha avuto un grandissimo consenso e se fossimo in un paese normale sarebbe successa già una cosa che qui da noi sembra fantascienza ma che invece è normalissima. Siccome non è stato eletto solo lui, è stata eletta una maggioranza politica chiara, evidente, con grandi numeri, per un progetto. Di solito succede che quando per una serie di motivi un leader di una maggioranza politica si trova in difficoltà, perde credibilità, fa più danno che bene alla sua maggioranza politica e al paese che sta governando, di solito, ed è questo il caso evidente di Berlusconi, non per malaffare, che è tutto da dimostrare o dimostrare i giudici, ma per malcostume che è evidente e questo è ormai conclamato. Siccome appunto lui fa più male che bene, in un paese normale potrebbe fare un passo indietro e avere una maggioranza che comunque è stata eletta dagli elettori che porta a fine un mandato, poi alla fine si vota e si deciderà se quella maggioranza è meritevole di ulteriore fiducia o meno. Questo in un paese normale. Noi non viviamo in un paese normale, noi viviamo in un paese in cui una maggioranza politica si è costruita intorno a un uomo e proprio per questo è un paese che è, come dire, abbarbicato purtroppo attorno alle sorti personali di quest'uomo. E da qui lo spettacolo osceno a cui assistiamo tutti i giorni anche guardando un telegiornale. E da qui la rabbia di queste persone che si trovano a essere rappresentate da qualcuno che non riconoscono come degno di rappresentare i loro interessi. Ma poi per andare ai passaggi concreti di cui si parlava prima, che soluzione c'è? Finché lui non va via, democraticamente soluzioni non ce ne sono. Sono dei meccanismi parlamentari per cui o lui fa un passo indietro o ce lo otteniamo. Nel frattempo però io coglierei, e mi sembra che possa dare veramente un senso molto concreto, più di quanto si possa pensare a questa trasmissione, io coglierei lo spunto che ha dato Silva prima. La gente deve riscoprire il senso della politica, perché tra le tante cose brutte che sono successe in questo periodo, ne è successa una che era già successa nel 92, che si inizia ad accompagnare e a parificare la parola politica con la parola malaffare, con la parola ladrocinio, con la parola schifo, e questo è un grande danno che si crea. Non per i sindaci, però. Ma la politica purtroppo è ormai percepita però così. La gente distingue la politica dai sindaci. Perché con noi ha una volta Roman non la distingueva, i politici hanno anche i sindaci. Certo. Oggi distingue, i politici sono una cosa, sono la parte, la vera politica, come il titolo della trasmissione, i sindaci sono la vera politica, gli altri sono un po'. Sì, però noi corriamo un rischio, che tra 1 anno e mezzo alla lunga, nel 2013, quando andrà comunque a casa questo governo perché finirà il suo mandato, la gente non sia pronta, la politica non sia pronta con un progetto nuovo per riuscire a dare veramente speranza a questo Paese. E allora il lavoro va fatto adesso, indipendentemente da tutto. La gente deve ritrovare fiducia nella politica adesso, deve ricominciare a incontrarsi, riunirsi, ragionare, ognuno con le sue sensibilità, perché le società sono così complesse che non c'è mai uno che ha le soluzioni per tutto. Serve che le diversità in un qualche maniera si mettano insieme. E se la gente perde fiducia nella politica e non se ne vuole occupare, noi non saremo in grado di costruire dei politici di qualità che li possano in un qualche maniera guidare anche tra 1 anno e mezzo. E questo secondo me è un messaggio forte che deve arrivare alla gente, avere fiducia nella politica, perché, finisco, le generalizzazioni sono la cosa peggiore e danno spazio solo ai comportamenti peggiori. E faccio l'esempio di Brunetta. Brunetta, e mi collego a quanto ha detto la signorina prima, Brunetta, trattando tutti i dipendenti pubblici da fannulloni, ha protetto i fannulloni, perché è stato impossibile fare delle regole che potessero in qualche maniera selezionare i migliori, i seri dai fannulloni, che ci sono, nessuno lo nasconde. Ma se io dico che tutti i poliziotti hanno la panza e che tutti i dipendenti pubblici sono fannulloni e che tutti gli extracomunitari sono ladri e drogati, io il problema dei poliziotti con la panza, dei dipendenti pubblici fannulloni e degli extracomunitari drogati e ladri non lo risolverò mai. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì? Buonasera, con chi parliamo e da dove?
Sì, buonasera signor conduttore, sono Buonasera. Luciano Delignano, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Prego. Allora, io volevo dire una cosa, quel signore che ha telefonato da Mantova, che parla male di Lega, questi non sono leghisti, perché la Lega cosa doveva fare? Buttare giù il governo per fare un piacere a Di Pietro e ai signori comunisti che sono pieni di odio. Poi il signore dell'UDC, quello che dice, lo so bene che ci sono molti extracomunitari che si comportano bene, ma questi extracomunitari che arrivano a Lampedusa e che fanno disastri, oppure a Padova che vanno in giro con la pistola a rubare una bicicletta a un ragazzo di 14 anni, droga e via di seguito, lo dovete ammettere, cari miei. Poi questa è un'invasione, parlate sempre di lavoro, dovete darci il lavoro ai nostri figli. Prego, no, rispondi, prego, sono già Marcello. troppi di stranieri, abbiamo 2 ragazzi su 3 a casa disoccupati, e avete capito? Anche se io sono leghista da 20 anni ed ero di sinistra prima, però questi signori che parlano male della Lega, che prenderà il 5%, questi sono tutto di sinistra, perché un vero leghista non parla così, fa la critica a Maroni, che è vero che ha sbagliato a darci il permesso di soggiorno umanitario a dei delinquenti che vengono a bruciare a Lampedusa, oppure sono scappati dalle galere o hanno lasciato i mitragliatori in Libia. Questo, cari ragazzi, che dobbiamo pensare, parlate sempre di lavoro. Fermo lì, fermo. Gli extracomunitari in Italia, il 50% fanno i delinquenti e il 50% lavorano per niente. Fermo lì, che ne deve dire qualcosa il sindaco di Fontaniva, Marcello Mezzasalma. Ma io la cosa che ripeto non comprendo è che molto spesso si dimentica che in questo momento il governo è un governo di centrodestra con a capo appunto come ministro dell'interno Maroni, e allora voglio dire, ci sarebbe la possibilità, se si vuole cambiare qualcosa, di farlo. Perché non viene fatto? È questo che mi dispiace, non capisco il perché, cioè nessuno vuole avercela con la Lega, che ha tutta la sua dignità e che ha soprattutto militanti e persone che credono e si impegnano, ma se i vertici sono al governo, com'è che possiamo lamentarci, visto che sono loro che dovrebbero cambiare le cose? È questo che mi dispiace, che non riesco a capire. Sentiamo se risponde il nostro telespettatore. Un momento, sì. Allora io volevo dire anche una cosa. Il signor Casini e il signor Fini, dopo chiudo, gli hanno pulito le scarpe al signor Berlusconi fino a ieri. Ora sono carichi di odio, perché io ho lavorato in Svizzera, ho fatto l'immigrante, sono stato anche in Germania, e tutta la propaganda di odio che ha creato la sinistra. Devo fermarla, mi scusi. Il sindaco di... No, rimanga collegato, devo fare solo una domanda. Il sindaco di Fontaniva, Marcello Mezzasalma, le ha detto, dopo lo sfogo che ha fatto con gli extracomunitari che arrivano qui, il sindaco ha detto sì, ma al governo c'è la Lega, c'è Maroni, quindi cosa risponde a quello che le ha detto il sindaco? Io rispondo sì, perché incominciando dal clero, che io sono cristiano credente, incominciando dal clero, se si butta fuori un clandestino siamo razzisti, siamo xenofobi, abbiamo gente che sono clandestini da 20 anni qua nel Veneto, parliamo del Veneto. Dunque non è colpa della Lega, perché abbiamo tutti contro. Oggi ho sentito il signor professor Fasoli che diceva che bisogna essere umani, che non si può mandare indietro i tunisini, che non si può mandare indietro i neri, quando che si non si può vuole, mandare indietro sì, i no, rom. ma ha ragione, ma quando si vuole, le spiego, quando si è al potere si è umani, no, rimanga qui, quando si è al potere si è umani, quando si è all'opposizione si è contrari, è anche difficile trovare una soluzione. Dietro un dito, continuate a parlare che c'è disoccupazione che aumenta continuamente. Come si può risolvere il problema della disoccupazione che continua ad arrivare a milioni di stranieri? Non stiamo sempre seduti nelle poltrone, andate a fare un giro nelle campagne a vedere quanti clandestini che lavorano a €2 all'ora. Fermo lì che le dice, rapido, Mezzasalma, poi Leoncini. Velocissimo, l'anima del tifoso arrabbiato. Con la testa del tifoso non ci fanno fare le trasferte e Maroni lì è molto severo e non si vanno a vedere le partite di calcio. E però sulla situazione clandestini continuano ad arrivare, continuano ad essere regolarizzati e non si va avanti, quindi voglio dire, insomma, se si vuole si fa. Questione Lega, io credo che c'era una Lega genuina, ha perso tutto quello che di genuino c'era. E 3 esempi, no? I 3 grandi pilastri, federalismo, immigrazione
e la vicenda è che la Lega è nata su una Tangentopoli, comunque su problemi, no, della Prima Repubblica. Bene, questi tre, la percezione forte è che non abbia nessuna intenzione di risolvere queste tre problematiche, perché se risolvesse queste tre problematiche non avrebbe più motivo di esistere. Saluto e ringrazio il nostro telespettatore, lo ringrazio Jacopo Silva. Sì, volevo osservare questa cosa. La Lega è una forza che ha portato grande cambiamento in Italia. Ve lo ricorderete, nel 1992 andavano in giro dicendo nessuna pietà con i ladri, cambiamo il paese. Io riconosco che ha portato voglia di impegno, passione come quella dell'ascoltatore che abbiamo sentito e il grande merito di sollevare i problemi che nessuno stava vedendo, quindi niente da dire. Però, come in azienda, bisogna anche risolvere i problemi, non è che si possono solo agitare. Allora io da cittadino dico, bravi, avete sollevato delle questioni che sono giuste, siete stati del tutto incapaci nel risolverle. Bisogna dirlo, non è che se dico che il signor Maroni non ha risolto la questione dei clandestini, io non li voglio, ma non li voglio vedere neanche da lontano. Però, siccome è lui che sta governando e sono 15 anni, dico bravo perché 15 anni fa per primo hai tirato fuori la questione, ma adesso mi devi perdonare, siccome ti pago, siccome ti abbiamo votato in maggioranza sufficiente a governare e siccome non hai risolto niente e la questione è molto peggio di prima, potremo dire che non va bene così o mi vorrà venire a dire che è colpa mia, che so qua, che lavoro, pago le tasse e faccio la mia parte. Bisogna rendersi conto che la Lega è stata molto brava a sollevare i problemi, del tutto incapace nel risolverli. Professor Mando Casa, a conclusione di questa puntata, le considerazioni, adesso inizio poi a chiedere a tutti, inizio da lei. Ma io ripropongo lo spazio per tutti i comuni delle aree che noi copriamo, compreso Lazio e Campania, e le aree che poi andremo a coprire, e quindi uno spazio per tutti perché ci sia un contatto diretto tra le amministrazioni e i cittadini. Bene, Ravazzolo, conclusione della puntata. Mi capita in pochi giorni di essere presente a due momenti di incontro in cui ci sono sindaci. Alcuni giorni fa a Padova c'era Zanonato, Tosi, eravamo insieme in un convegno e lì si parlava di immigrazione, quindi un altro problema sollevato proprio dall'ultimo telespettatore. E anche in quel caso, pur essendo sindaci di estrazioni completamente diverse, avevamo soluzioni abbastanza simili. Perché? Perché noi siamo abituati ad essere pragmatici e dobbiamo tentare di risolvere i problemi nella maniera più concreta possibile, perché questo è quello a cui siamo abituati ogni giorno quando la mattina andiamo nei nostri municipi. Per cui noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere nelle difficoltà, cercare di farci capire e di spiegare a queste persone che ci governano che non so se in questo momento riusciremo ancora a tenerla unita questa Italia, perché non è più un problema di destra o sinistra, ma di alto, vertice e base. E siccome si è spaccato questo perno, il rischio è molto molto alto. Io dico attenti perché il momento può essere, potremo arrivare a un punto di non ritorno, quindi ognuno si prenda le proprie responsabilità. Io Marchioro, ho dato manco spazio, se glielo do può recuperare. Benissimo. Allora io questo spazio lo utilizzerò per dire, siccome questa sera non sono qui solo come sindaco ma anche come rappresentante di ANCI Veneto, dico anche questo, noi fra pochi giorni avremo l'assemblea congressuale a Brindisi, è un appuntamento fondamentale perché si tiene in un momento appunto cruciale per l'Italia. Noi a Brindisi non andremo a fare proteste. Noi a Brindisi andremo per sintetizzare delle proposte che abbiamo intenzione di fare a tutto il Paese. E cito anche il dottor Rughetti, che è il segretario nazionale di ANCI, il quale dice, e paventa questo, noi se non avremo ascolto, perché noi ci attendiamo dal governo, ancora una volta ci attendiamo una mano tesa e una volontà di ascoltarci. Noi faremo le nostre proposte per la riorganizzazione istituzionale, quindi per le riforme istituzionali, per il welfare, che è un argomento che dobbiamo affrontare assolutamente, per la riforma del patto di stabilità e per la spesa pubblica. Abbiamo sentito una parola inglese, spending review. Bisogna rivedere completamente la spesa. I meccanismi di spesa di questo Stato si sono incrostati via via di orpelli e di pesantezze che bisogna togliere. Si possono togliere senza fare tante riforme costituzionali, queste sono leggi ordinarie che si possono fare. Quindi noi faremo delle proposte precise, dal 5 all'8 di ottobre saremo a Brindisi per fare questo. Riprendiamo la proposta, diciamo, di dialogo con il governo. Se questa proposta non sarà raccolta adesso, noi passeremo
a uno scontro istituzionale che sarà molto pesante. Siamo disposti anche ad arrivare a questo, lo dico come rappresentanti di ANCI, perché ai massimi livelli si sta pensando a questo. Noi non possiamo continuare a gridare nel deserto, noi andremo nelle piazze, ritorneremo nelle piazze, ma non per fare manifestazioni di protesta, ma per fare le proposte, per far capire quali sono le nostre proposte per il Paese. Riccardo Roman? Intanto ringrazio il professore per la proposta che ha fatto, per la disponibilità a mettere questo spazio a disposizione, scusate la ripetizione, dei sindaci, perché credo che comunicare sia la cosa più importante in un momento come questo, dove è estremamente difficile far capire che quando noi solleviamo delle questioni non vogliamo lamentarci, ma vogliamo parlare di problemi concreti e vogliamo tentare anche di aiutare a trovare delle soluzioni. Quindi avere uno spazio del genere è una cosa estremamente preziosa e io lo ringrazio davvero. Per quanto riguarda la nostra situazione, credo che stasera sia emersa in maniera molto chiara e penso che la vera speranza che noi possiamo avere per un miglioramento della situazione nostra passi attraverso una presa di coscienza della gente, come si diceva prima. La politica non è brutta, la politica è fantastica, ma è fatta dalle persone. E solo quando è fatta dalle persone, non imposta da qualche gruppo strano che non si sa neanche bene per quale motivo ormai rimanga lì abbarbicato alla propria poltrona, solo in quei casi diventa qualcosa di assolutamente da rifiutare. Enrico Rinuncini? Anch'io mi ringrazio l'editore per questa opportunità. Per noi comunicare con i nostri cittadini è essenziale, lo è stato nei momenti critici dell'alluvione, lo è oggi nei momenti critici della crisi, quindi è un'opportunità e lo è anche per il futuro. Noi siamo in trincea, la sensazione è questa, di essere in trincea, sapere di avere i rifornimenti ma non poter usarli, no? E pertanto io accolgo anche una proposta, lei diceva prima e quindi. Allora, c'è una preoccupazione e una proposta. La preoccupazione è che il fatto che siamo di appartenenze diverse, però con un unico obiettivo, perché ormai le idee sono molto molto simili, spesso e volentieri quando parte uno, spesso purtroppo, tranne in passato è successo, ma adesso c'è la percezione che se parte uno magari l'altro non si aggancia perché non sei dello stessa, no? Quasi quasi una proposta, prima ascoltavo il Presidente Silva, no? Che questo sprone arrivasse, no, dall'esterno. Se arriva dall'esterno è uno sprone indipendente e probabilmente è più facile per tutti, ma lo dico con franchezza, aggregarci a questa cosa. Quindi questo consentirebbe davvero che i sindaci non hanno più questa preoccupazione che se no fa più bella figura lui o faccio più bella figura io. A questo punto veramente ci si può unire ed essere determinanti, come chiedevano alcuni concittadini, come vedo da alcuni SMS, per questa lotta molto corretta, molto senza andare fuori dalla legge, però e questo spazio magari anche televisivo può essere anche un lancio di questa opportunità. E tutto questo, mi riallaccio, non per piangerci addosso, ma proprio perché credo che parta da noi, che siamo i portavoce veramente del livello più basso, perché dobbiamo dare speranza, no? È necessario, i nostri cittadini vengono da voi, a volte noi non possiamo dir di sì, diciamo spesso molto volentieri di no, però abbiamo ascoltato e per un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, ma serio, abbiamo dato speranza ai giovani, ai papà, ai nonni. Credo che sia questo la nostra necessità. Dobbiamo dare speranze e poi trasformarle però in una concretezza. Quindi dobbiamo finirla, lo dico, mi permetto di dirlo a me stesso e ad, no, di brontolare, di tirarci sulle maniche e veramente insieme abbiamo da domani mattina, insomma, perché le problematiche sono le medesime, andare avanti per il bene delle nostre comunità. Marcello Mezzasalma, a concludere. Ma io riprendo, sarò breve visto che ho avuto spazio prima, ma riprendo quello che ha detto Rinuncini perché sono perfettamente d'accordo. Per me la cosa migliore è andare oltre quelli che sono i simboli, ma sono gli stessi comuni che stanno dimostrando durante le elezioni che dove non c'è il simbolo in questo momento c'è la scelta delle persone. Mettere un simbolo come, diciamo, simbolo della propria lista a volte va a portare un valore disgiunto e non aggiunto. Quindi che i sindaci si uniscano, non facciano gli interessi di partito perché noi abbiamo veramente l'obbligo di fare gli interessi della gente e insieme possiamo farcela. Marcello, Jacopo Io vi saluto brevemente con un messaggio che deve essere a quest'ora della sera, dopo una puntata così bella, solo che di fiducia. Con degli amministratori come quelli che abbiamo sentito, con una TV come questa che fa uno spettacolo di grande qualità, perché dobbiamo anche dirlo, non sempre si vede una televisione di questo livello di altezza, anche nei dibattiti politici. E con dei lavoratori come quelli che abbiamo nelle nostre aziende, con dei cittadini come quelli che abbiamo chiamato, secondo me, se ci impegniamo, andiamo a risolvere le cose e a vivere tutti un pochino meglio di come stiamo vivendo oggi.
Bene, volevo dirvi a tutti, così in conclusione di questa puntata, ovviamente vi ringrazio tutti di essere intervenuti, che nella vita io quando parlo così dico sempre, credo di averlo detto anche a Marcello Mezzasalma, un cittadino, una delle più belle cose, lo diceva nel servizio all'inizio il collega Tullio Trivellato, sia fare il sindaco e il presidente della squadra di calcio, perché fare il sindaco credo sia la cosa più bella che può capitare a una persona. Voi siete sindaci, quindi complimenti perché lo siete, da domani datevi una svolta alla televisione, la nostra televisione è a vostra completa disposizione. Grazie di essere stati con noi, grazie Elisabetta. Ringraziamo i nostri operatori che rimangono qua fino a tardi. Ringraziamo i nostri operatori, Mattia e tutti quelli che stanno lavorando, e li ringraziamo perché ovviamente senza il loro supporto ovviamente non andrebbe in onda questa trasmissione. Grazie Elisabetta. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori che hanno partecipato alla trasmissione. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, e però continuate a seguire la programmazione di Triveneta che è molto ricca, insomma. Grazie a tutti.